Prima di cominciare con l'istruttoria volevo fare un avviso di deposito di attività integrativa di indagine ai sensi dell'articolo 430 del Codice di procedura penale. In particolare in data odierna è stata depositata un'informativa da parte della prima sezione del nucleo investigativo con cui sono state acquisite nuove emergenze probatorie. Già da oggi potrà essere consultata presso la mia segreteria o al TIAP da parte delle difese. Sul punto poi non chiedo l'escussione di nuovi testimoni, semplicemente si tratta di ampliare l'escussione in particolare di Passante, che è il militare del nucleo investigativo, che riferirà anche sul contenuto di questa nuova informativa. Va bene. Ci sono problemi? No. Sappiamo eventualmente porre problemi all'esito. Va bene. Le difese, le parti civili immagino di no? Le difese si riservano eventuali eccezioni all'esito della lettura degli atti oggi depositati. Va benissimo, grazie. Allora, chi facciamo accomodare? Fratini. Buongiorno. Allora, deve dare lettura della preliminarmente le devo chiedere, presta il consenso alle riprese audio-video? Consento. Perfetto. Quindi diamo atto, Teresa, al verbale, e deve dare lettura della formula che trova sul banco. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Lei si chiama? Io sono il tenente colonnello Paolo Fratini, responsabile della sezione balistica del RIS di Roma dell'Arma dei Carabinieri. Benissimo, può rispondere alle domande, prego pubblico ministero. Buongiorno. Buongiorno. Senta, lei si è occupato di tutta l'analisi degli aspetti che concernono la balistica relativa appunto alla dinamica dell'omicidio. Anzitutto se possiamo descrivere bene che tipo di accertamenti avete fatto sui reperti oggetto di sequestro nel procedimento. Sì, nella nostra... Posso consultare, signor Presidente, anche gli atti? Sono atti a sua firma? Sì, sono atti a mia firma. Prego. A mia firma e a firma anche del luogotenente De Simone Romano, che ha condotto con me anche una parte di questi accertamenti tecnici di natura balistica e che è qui presente oggi. Allora, mi riferisco nella fattispecie alla nostra relazione balistica 3335/52 del 27 marzo 2020, in cui sono condensati in 2 capitoli gli accertamenti di natura balistica svolta. Nel primo capitolo abbiamo analizzato i reperti strettamente balistici consistenti in un bossolo esploso, un proiettile sparato e delle cartucce che erano state sequestrate successivamente dall'APG operante. Nel secondo capitolo invece ci siamo occupati di tutti quegli elementi di balistica terminale o balistica d'effetto inerenti alla ricostruzione della possibile traiettoria che ha causato traiettoria balistica che ha causato il decesso di Luca Sacchi. Cominciamo appunto dalla descrizione del tipo di reperti che vi interessa per l'indagine, che vi sono stati consegnati e che voi avete analizzato. Benissimo, nel capitolo 1 della nostra relazione balistica che ho appena citato abbiamo analizzato un bossolo esploso calibro 38 Special marca Giulio Fiocchi Lecco, realizzato in ottone e corredato di capsula di innesco in metallo chiaro percossa. Poi abbiamo analizzato un proiettile in piombo nudo deformato a seguito di impatto e ha un diametro medio di 9 mm e pesa circa 9 grammi,6. I dati metrico-ponderali
di questo proiettile sono compatibili con il proiettile calibro 38 Special o 357 Magnum. Ecco, prima ancora di andare poi al risultato concreto delle analisi, se ci può spiegare il proiettile 38 Special che caratteristiche ha per chi come noi è digiuno di competenze tecniche in materia di armi? Magari ecco, anche per entrare un po' nella nomenclatura balistica, diciamo che la munizione o cartuccia in realtà è un manufatto che è costituito da un bossolo che è l'involucro, diciamo che contiene vari elementi. Può levare la mascherina se vuole. La ringrazio. Se mi sono dimenticata di dirglielo, non volevo interromperla. La può togliere perché in genere... Sì, no, ok, parla, perfetto. Diciamo, autorizzo nel momento in cui deve La ringrazio per l'autorizzazione. Non proprio per un periodo breve, quindi... Allora, sostanzialmente quindi abbiamo a che fare con una munizione integra che è costituita appunto, o un sinonimo anche cartuccia, che è costituita da un bossolo che è un involucro all'interno del quale vi sono vari elementi, tra cui fondamentale la carica di lancio. La carica di lancio è quella che poi deflagra, brucia a seguito dell'esplosione della capsula di innesco, anch'essa fa parte della munizione inserita nel bossolo. La capsula di innesco detona, è quella che esplode e incendia successivamente la carica di lancio, per spingere poi il proiettile che è ancorato nel bossolo in avanti lungo la canna. Diciamo, l'esplosione del colpo di fatto è una reazione chimica che avviene all'interno della munizione, determinata sostanzialmente dalla espansione dei gas che vengono bruciati appunto all'interno del bossolo. È proprio questa espansione dei gas che determina l'accelerazione del proiettile lungo la canna per poi fuoriuscire dalla canna e attingere il bersaglio. Questa è un po' la nomenclatura, diciamo, della cartuccia per grandi linee su come è costituita. Se vogliamo dettagliare alcune parti possiamo dire che sostanzialmente è la capsula di innesco che esplodendo genera quei residui dello sparo che forse avrete sentito parlare in letteratura forense, scientifico forense, che sono queste particelle di natura inorganica che si depositano tutto attorno all'epicentro di fuoco e che in parte vengono anche proiettate lungo la direzione di tiro in cui viene sparato il proiettile. Ora, la carica di lancio invece ha un'altra composizione chimica, cioè deve bruciare più lentamente rispetto all'esplosione dell'innesco, perché deve consentire al proiettile di svincolarsi progressivamente dal bossolo a cui è ancorato, in modo tale da poter essere progressivamente accelerato lungo la canna. Ecco, se sono stato chiaro non mi dilungo. Volevo in particolare che lei ci spiegasse le particolarità del calibro 38 Special allora, per quanto riguarda rispetto ad altri tipi di proiettile. Sì, per quanto riguarda il caso di specie, noi abbiamo un proiettile in reperto che è costituito da piombo nudo, intanto, non è un proiettile camiciato, è un proiettile molto massivo, cioè se considerate la massa di questo proiettile è corrispondente a circa 10 grammi. Ecco, e questo è un dato ponderale importante per la media, in genere i proiettili... Sì, diciamo che proiettili che appartengono a questa famiglia, la famiglia diciamo del calibro 9 in genere, a 29 mm come diametro, come può essere questo, come può essere il 38 Special, 357 Magnum, sono proiettili molto importanti che molto importanti sotto il profilo della balistica terminale, nel senso che determinano elevato, viene chiamato in gergo wounding power, cioè elevato potere di ferimento, ma anche elevato potere di killing power e di stopping power in particolar modo, cioè potere di uccisione e anche di fermare in qualche modo il bersaglio attinto.
Ecco, se può spiegare cosa si intende per balistica terminale. La balistica terminale sostanzialmente è quella parte della balistica che studia gli effetti prodotti dal proiettile sparato sul bersaglio, nel senso che ogni proiettile ha sue caratteristiche progettuali che sono studiate proprio per produrre un determinato effetto balistico sul bersaglio. Ad esempio, nel proiettile in piombo, costituito da solo piombo, è noto nella nostra esperienza quotidiana che il piombo è estremamente duttile e malleabile come materiale, vi sarà capitato, è anche molto massivo. Un proiettile così concepito, di una massa di quasi 10 grammi, che viene sparato ad una velocità di 380-400 metri al secondo, come è la munizione del caso di specie, determina un elevato danno, e il danno non è tanto generato dall'impatto balistico quanto dal lavoro fisico compiuto dal proiettile sul bersaglio stesso, perché la natura del piombo è tale che al momento dell'impatto e che si genera questa interazione fisica proiettile-bersaglio, il piombo subisce una deformazione plastica molto significativa, e quindi questa deformazione plastica fa sì che gran parte dell'energia del proiettile venga scaricata sul bersaglio e venga compiuto lavoro fisico. In questo modo, tradotto in altre parole, significa che il trauma è estremamente elevato. Faccio l'esempio opposto per far capire un po' la filosofia con cui vengono progettati e concepiti questi proiettili. Se noi invece volessimo conferire ad un proiettile caratteristiche di elevato killing power, ma paradossalmente elevato wounding power, cioè potere di ferimento, ma basso killing power, potremmo avere a che fare con dei proiettili camiciati, ad esempio, che sono... Se può spiegare quando parla di proiettili camiciati? Allora, il proiettile camiciato è un proiettile in piombo al cui esterno è rivestito da una camiciatura, da una lega in ottone che è più dura rispetto al piombo, e quindi conferisce al proiettile una maggiore durezza relativa, ovviamente rispetto al piombo, ed è tale che quando il proiettile impatta sul bersaglio tende a trasferire poca energia sul bersaglio. L'azione generata dal proiettile è molto puntuale, quindi questo tipo di proiettili, ripeto, non riguarda nel caso di specie, ma questo tipo di proiettili tendono a ferire perché penetrano e tendono a generare fori di ingresso e fori di uscita anche all'interno della vittima. È il concetto ad esempio del parabellum, cioè del munizionamento anche da guerra, perché sostanzialmente da un punto di vista progettuale si vuole che questi proiettili con un solo colpo attingano più bersagli, quindi generando più danno possibile dall'altra parte. In questo caso abbiamo a che fare con un proiettile, ripeto, in piombo, è un proiettile molto importante, si tratta di una cartuccia, il bossolo, abbiamo visto, è un bossolo 38 Special, e quindi si tratta comunque di un proiettile molto massivo, di un proiettile che genera estremo danno nella vittima, nel bersaglio attinto, sì. In generale. Senta, con che tipo di arma è compatibile il 38 Special? Allora, chiaramente per far questo proiettile, ma anche il bossolo esploso, sono stati sottoposti ad accertamenti di balistica comparativa tramite il microscopio comparatore. Questo microscopio è il classico strumento che viene utilizzato nella balistica comparativa e viene esaminato per quanto riguarda il proiettile la sua superficie, perché nel momento in cui il proiettile attraversa la canna della pistola, sulla superficie del proiettile vengono impresse le rigature della canna che lo ha sparato.
Quindi in base alle caratteristiche fisiche di queste rigature, cioè che consistono nel numero, andamento e ampiezza delle rigature, è possibile risalire all'incontrario tramite database e di riferimento alla tipologia di arma che può averlo sparato. In modo complementare ovviamente si analizza anche il bossolo, perché per quello che ho detto prima la munizione integra è costituita dal bossolo e dal proiettile, quindi come il proiettile viene sparato in modo complementare si genera anche il bossolo esploso. In base alle caratteristiche di classe che sono state osservate sul bossolo esploso e sul proiettile sparato, abbiamo formulato delle ipotesi sulla possibile arma che può aver sparato questo proiettile. Quindi un'arma, le caratteristiche sono compatibili con un revolver, quindi con un'arma da fuoco. Il revolver è quell'arma da fuoco che è costituita anche dal tamburo, tanto per non è un'arma semiautomatica, quindi è un'arma corta o un'arma lunga? È un'arma corta, è costituita da un tamburo all'interno del quale vengono inserite le munizioni e agendo quindi sul grilletto si azionano dei meccanismi per cui avviene la percussione della cartuccia, ovvero la percussione della capsula di innesco, quindi l'esplosione del colpo, come ho detto prima. Ora vorrei un attimo chiedere, anzitutto se può specificare cosa si intende in letteratura per arma corta. L'arma corta, sostanzialmente l'arma corta e lunga è determinata dalla lunghezza della canna, quindi tra le armi lunghe abbiamo tutte quante i fucili d'assalto, fucili da caccia, carabine, eccetera, perché esibiscono canne lunghe. Le canne corte, le armi corte sono sostanzialmente costituite da tutti i revolver, pistole semiautomatiche e così via. Quindi mi dica se dico bene, se è corretto che per arma corta si intende un'arma con canna inferiore ai 30 cm o di lunghezza complessiva inferiore a 60 cm, almeno attenendomi alle direttive europee. Sì. Quindi parliamo di un'arma maneggevole, rispetto sono armi da fuoco leggere. Sì, abbiamo a che fare con armi da fuoco che tecnicamente armi da fuoco portatili, quindi diciamo la lunghezza dell'arma è anche funzionale al tipo di uso che chiaramente ne viene fatto. Le armi corte sono molto maneggevoli proprio per essere portate al seguito per i vari scopi. Senta, la differenza fondamentale fra le rivoltelle oppure revolver, come in inglese, oppure una semiautomatica, qual è? Allora, nel caso di una pistola semiautomatica, nel momento in cui avviene l'esplosione del colpo d'arma da fuoco, in modo automatico viene estratto ed espulso il bossolo. Ovviamente il proiettile viene sparato e determina il danno. Nel caso del revolver invece il bossolo rimane all'interno del tamburo e quindi rimane all'interno dell'arma. Senta, che lei sappia che tipo di diffusione hanno i revolver negli ambienti, diciamo, della criminalità o comunque del mercato illegale delle armi? Sono un'arma particolarmente diffusa? Cioè, per nella nostra casistica, io le posso dire, da responsabile di sezione di balistica, almeno qui di Roma, nella zona RIS di Roma opera su 9 regioni del centro-sud d'Italia, e per quanto riguarda rinvenimenti, sequestri, diciamo in genere, di armi da fuoco portatili, diciamo la percentuale di armi da fuoco corte è significativamente maggiore rispetto a quelle lunghe. Ora, all'interno delle armi corte, onestamente non saprei
formulare dei dati precisi, però sostanzialmente abbiamo all'incirca un 50% sia di armi semiautomatiche che di revolver. Forse la percentuale di armi semiautomatiche che vengono sequestrate e che ci giungono in reperto è lievemente maggiore rispetto al revolver. Allora, andiamo ora al caso di specie, dopo aver dato queste nozioni a livello generale. Anzitutto volevo io credo che sull'analisi dei reperti abbiamo terminato, quindi quello che andava detto. Ora andiamo alla ricostruzione della dinamica, quindi faccio riferimento al capitolo 2 della sua relazione. Anzitutto, che tipo di accertamento avete svolto, basandovi su quali dati che vi sono stati forniti? Allora, nel nostro modo di procedere, ma in genere nel modo di procedere forense, accreditato anche dai vari istituti forensi europei di cui noi facciamo parte, sostanzialmente bisogna prendere in considerazione tutti quelli che sono gli elementi oggettivi. Gli elementi oggettivi in uno scenario complesso come può essere una sparatoria possono derivare da vari aspetti. Uno di questi è sicuramente i dati che provengono dall'analisi di laboratorio sulle varie tracce e sulle varie evidenze che vengono repertate sulla scena del crimine, intendendo con evidenze tutto ciò che riguarda praticamente reperti, bossole esplosi, proiettili sparati, tracce di sangue e così via. Allora, quando il bersaglio attinto è un essere umano, è chiaro che sfociamo in una competenza che è di natura medico-legale, però il medico-legale al termine dei suoi accertamenti fa una sua relazione tecnica e quindi noi estrapoliamo da questa relazione tecnica quelli che sono gli elementi oggettivi, cioè disposizione, dislocazione del foro d'ingresso, foro d'uscita, le caratteristiche che lui ha rilevato sul corpo e quindi dati strettamente di natura medico-legale. E poi abbiamo un altro dato estremamente importante che dipende dai rilievi che sono stati effettuati sulla scena del crimine, perché chiaramente ogni dinamica delittuosa risente in qualche modo anche dei vincoli ambientali della scena del crimine, dimensioni, ampiezze, dislocazioni dei vari oggetti, ostacoli che eventualmente sono presenti e così via. Quindi le nostre ricostruzioni sono di ricostruzioni balistiche e più in genere di dinamiche delittuose, sono basate proprio su elementi oggettivi, senza prendere in considerazione testimonianze rese o quant'altro. Infatti spesso ci troviamo anche non sempre sono fattibili, perché se questi elementi oggettivi vengono meno, ovvero lasciano troppi gradi di libertà nel formulare ipotesi ricostruttive, questo tipo di accertamento tecnico rimane nel mero campo delle ipotesi e quindi non è fattibile. Cioè non è più scientifico basare una ricostruzione su testimonianze. Noi, come ha visto nella nostra relazione tecnica, non importiamo le testimonianze rese. E questo è molto importante. Quindi in sintesi voi vi siete basati sulla relazione del medico legale, che sentiremo alla prossima udienza, sui rilievi fotografici fatti dalla polizia giudiziaria, compendiati, lo dico per la Corte, nel fascicolo fotografico del 2 novembre del 19 già prodotto. Inoltre avete anche fatto un sopralluogo personalmente?
Sì, abbiamo fatto allora, noi nel nostro modo di procedere prima chiaramente abbiamo studiato il fascicolo dei rilievi tecnici effettuato dal personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri che c'è in ogni comando provinciale. Nella fattispecie qui a Roma c'è la 7ª sezione del nucleo investigativo all'interno della quale c'è personale specializzato proprio addetto a rilievi tecnici per fare sopralluogo e repertamento. Questo aperto e chiusa parentesi perché capite logisticamente non ce la facciamo noi come sede RIS di Roma a coprire più regioni del centro-sud, quindi il primo intervento sulla scena del crimine in qualche modo viene consacrato da questi esperti che fanno documentazione fotografica, rilievi e acquisizioni di tracce e reperti. Tant'è che il proiettile di cui si parlava prima è stato poi acquisito dalla polizia giudiziaria, quindi dalla polizia giudiziaria, cioè dalla 7ª sezione del nucleo investigativo. Dopo questa attività di studio che facciamo nei nostri laboratori in modo complementare con i dati medico-legali e con i risultati dell'analisi che provengono dai nostri laboratori su questi reperti, vediamo che cosa si può fare in più per implementare, ovvero per fare ulteriori attività. E noi in più abbiamo sentito la necessità di recarci successivamente sul luogo dei fatti per acquisire un paio di misurazioni che non evincevamo dal fascicolo dei rilievi tecnici, quindi questa è la nostra attività che abbiamo fatto sulla scena del crimine. In astratto, che tipo di competenze tecniche servono per compiere questo studio e queste valutazioni che ora andremo a introdurre? Allora, i nostri colleghi della linea territoriale hanno un livello di addetti alla scena del crimine e quindi addetti ai rilievi tecnici e al sopralluogo. Loro hanno il compito di acquisire tracce, reperti, documentare la loro collocazione sulla scena del crimine, riferirli rispetto a dei capisaldi, fare documentazione fotografica e anche videofotografica della scena del crimine. Di solito a meno che non si tratti di accertamenti tecnici estremamente banali, quasi mai formulano ipotesi interpretative riguardo le ricostruzioni delle dinamiche, perché questi dati vengono così quindi confezionati e immortalati attraverso fascicoli fotografici, documentazioni video e così via, e vengono poi inviati alla sezione di balistica del RIS, dove all'interno abbiamo del personale specializzato che appunto elabora questi dati. Sì, no, la mia domanda era molto più banale, cioè questo studio di balistica, quale branca scientifica appartiene? Alla fisica meccanica? Che tipo di competenze anche accademiche servono? Sì, è auspicabile avere un background scientifico che sia appunto fisica, ingegneria, questo è quello che abbiamo, le competenze che abbiamo nella nostra sezione. In particolare, se può dirci che titoli e che competenze ha maturato Io sono un ufficiale del ruolo tecnico e sono un fisico. Io sono stato reclutato dall'Arma dei Carabinieri proprio in virtù della laurea in fisica. Come gruppo, come attività scientifico-forense che facciamo non è soltanto investigativa ma appunto anche forense, perché siamo parte di gruppi di lavoro anche in ambito internazionale dove ci si confronta nelle metodologie d'analisi e il RIS insieme ad altri istituti forensi fa parte dell'ENSI, l'ENSI è l'European Network Forensic Science Institute e noi facciamo parte proprio come gruppo di lavoro. Nella fattispecie poi io sono membro rappresentante per l'Arma dei Carabinieri dal 2002 in questo gruppo, partecipando a convegni e gruppi di lavoro che vengono svolti, anche pubblicazioni che vengono fatte. Quindi le competenze devono essere di natura scientifica
e di natura fisica per lo più, ma anche ingegneristica, ma molto bene, perché poi chiaramente questi dati devono essere riversati in planimetrie, ricostruzioni eventualmente tridimensionali, ripeto, laddove ci sono elementi che consentono di fare questo tipo di valutazioni. Bene, andiamo al risultato concreto dell'osservazione dei dati e delle valutazioni che avete potuto effettuare. Anzitutto volevo parlare dei dati che avete potuto desumere dagli esami medico-legali. Allora, confrontandoci con il medico-legale, praticamente in sintesi, il medico legale ci ha descritto questo colpo d'arma da fuoco consistente in un proiettile a palla unica e quindi compatibile con il proiettile ritrovato sulla scena del crimine, che è costituito da un foro d'ingresso e un foro di uscita. A pagina 9 della nostra relazione tecnica è importata una TAC a colori che ci ha fornito il medico legale su nostra specifica richiesta per meglio capire la dislocazione del foro d'ingresso rispetto al foro d'uscita. Abbiamo altresì chiesto al medico legale di fare una valutazione della distanza lineare che c'è tra il foro d'ingresso e il foro d'uscita, perché questa sua misurazione era riferita alla distanza sulla superficie stessa, sulla calotta, quindi ecco, essendo un tratto di circonferenza risultava più lungo invece a noi rispetto alla distanza lineare, mentre a noi interessa strettamente la distanza lineare tra il foro d'ingresso e il foro d'uscita, in quanto proprio per la natura del proiettile che ha attinto il bersaglio, come ho detto prima in premessa, si tratta di un proiettile estremamente energetico, quindi è un proiettile che viene ruotato attorno al suo asse attraverso le rigature della canna, ha estrema stabilità giroscopica, quindi in un bersaglio relativamente fragile come possono essere le ossa, le ossa attinte nel caso di specie, non dobbiamo aspettarci grosse deviazioni del proiettile, quindi a noi interessava in modo particolare il tratto proprio lineare tra il foro d'ingresso e il foro d'uscita. Quindi un attimo, prima di andare avanti, voi avete potuto considerare il tratto lineare, si chiama distanza lineare, quindi la retta ideale esistente tra foro d'entrata e foro d'uscita, proprio perché prima ancora avete valutato il tipo di zone attinte dal proiettile? Assolutamente sì, infatti prima ci siamo studiati la relazione medico-legale e tant'è che infatti la riportiamo nei tratti salienti virgolettata nella nostra relazione balistica, e il medico legale infatti descrive queste lesioni in questo modo, tramite intrasomatico diretto dall'avanti all'indietro, dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra. Decorre interessando dapprima il cuoio capelluto e i tessuti molli pericranici in regione frontotemporale destra e successivamente, sempre a tale livello, penetra nella teca cranica producendo frattura della stessa. A questo punto si produce una lacerazione a livello della dura madre e dell'emisfero encefalico destro. Quindi si tratta le superfici menzionate in questo tratto che lei ha letto, si tratta comunque di superfici ossee o molli non idonee a deviare questa traiettoria? Allora, ho compreso bene? Sì, sostanzialmente non stiamo parlando di ossa così dure che possono deviare significativamente il proiettile. Sotto il profilo fisico, nel momento in cui un proiettile interagisce con un bersaglio c'è scambio di energia, quindi inevitabilmente micro variazioni della traiettoria ci sono, ma ripeto, stiamo parlando di un proiettile calibro 38 Special che è estremamente massivo, estremamente potente, e nel momento in cui impatta contro le ossa produce ampio sfacelo, infatti proprio le ha letteralmente sfondate
rotte proprio queste ossa, come meglio descriverà il medico legale, e sostanzialmente ha avuto anche la forza poi, come si vedrà in modo complementare nei rilievi tecnici, di impattare contro un bersaglio che era la vetrina di un pub che stava lì nelle vicinanze, determinando anche danno su questa vetrina stessa. Quindi era un proiettile così potente, uso questo aggettivo un po' insomma, tecnico, da riuscire a trapassare foro d'entrata, foro d'uscita di un cranio di una persona, ed è arrivato con una consistente velocità, energia sulla vetrina del pub. Ecco, e questo dato di cui adesso stiamo introducendo è un dato strettamente di balistica terminale che deriva dall'altra attività, cioè quella dei rilievi tecnici. Allora, io nel modo di procedere nostro adesso abbiamo introdotto diciamo questo dato di natura medico-legale che, ripeto, lo abbiamo importato come dato strettamente anatomico dal medico legale, tant'è che il medico legale faceva l'unica valutazione che ha fatto, ha detto questo: io non ho ritrovato segni di affumicatura, tatuaggio tali per cui il medico legale si sbilancia dicendo che il foro, diciamo, l'esplosione è venuta a distanza, intendendo con ciò distanze maggiori di 40 cioè da 40 cm in su, perché da 40 cm a meno, diciamo a zero, sostanzialmente si producono sulla cute degli effetti, diciamo, della vampa, diciamo di calore dovuti all'esplosione del colpo, e quindi si manifestano anche sulla cute, che lui... Diciamo che il cosiddetto colpo a bruciapelo lascia anche una lona di ustione intorno. Esatto, lascia dei tatuaggi, lascia dei segni, delle evidenze che il medico legale non ha affrontato, però noi da balistici chiaramente abbiamo il compito di quantificare questa distanza, perché da 40 cm o maggiore possono essere chiaramente 1 metro, 2 metri, 3 metri, 10 metri e così via. Per la determinazione di questa distanza bisogna tener conto di tutti gli altri elementi oggettivi che erano presenti sulla scena del crimine. Senta, prima di... Sì. Ecco, perché forse non lo abbiamo chiarito sufficientemente. Stiamo parlando finora di un proiettile che ha attraversato il cranio del ragazzo, di Luca, e che si è andato a conficcare poi sulla vetrina nella panca del pub, quindi ha scalfito. Come facciamo a stabilire, voi come avete potuto stabilire che fosse in effetti lo stesso proiettile? Da quali dati lo avete desunto? Che magari non ci fossero più proiettili? Allora, innanzitutto dalle attività condotte dai nostri specialisti sulla scena del crimine, perché loro, avendo esaminato e osservato la scena del crimine, hanno circoscritto la zona e hanno potuto esaltare tutte le tracce o evidenze che erano correlate al fatto. Un fatto, e quindi ci addentriamo proprio nei dati che provengono dal sopralluogo. Innanzitutto la pozza di sangue dove è stato ritrovato il ragazzo a terra riverso con la testa. Questo segno di impatto molto importante che è stato ritrovato sulla vetrina del pub, e siccome poi c'era una finestra che era leggermente aperta perché si apriva a bascula, questo proiettile è penetrato nel pub ed è stato ritrovato completamente spento, adagiato su una panca. Questo è l'unico proiettile che è stato trovato. Anzi, colgo l'occasione per precisare un aspetto che è complementare a quello che ci siamo detti e che coincide ed è coerente con l'indagine balistica, cioè con il dato di laboratorio. In base all'esame del proiettile, infatti, noi abbiamo formulato ipotesi sul tipo di arma, che era un'arma di tipo revolver, tant'è che infatti i nostri colleghi della territoriale non trovano il bossolo esploso sulla scena del crimine. L'assenza di evidenza in questo caso è un'evidenza, perché chiaramente
per il tipo di arma ipotizzata, guarda caso è coerente anche con l'evidenza sulla scena del crimine. È giusto che sulla scena del crimine non ci fosse il bossolo, perché dopo se si ipotizza un revolver, chiaramente il revolver lascia soltanto il proiettile, mentre il bossolo rimane dentro il tamburo. Quindi questa è un'ulteriore evidenza e riprova del fatto che quello era il proiettile che si correlava a questa scena del crimine. Non abbiamo altri proiettili ed è coerente con la posizione di ritrovamento del corpo rispetto al bersaglio attinto. Di cui diremo mai. Quindi da un lato c'è il dato negativo dell'assenza di altri proiettili sulla scena del crimine, ma in più avete anche interloquito con i vostri colleghi che hanno fatto le analisi di laboratorio sul proiettile? Allora, un passo indietro perché questo lo devo riverificare. Parlo di pagina 7 e 8 della relazione. 38 specie. Pagina 8 in particolare. Perfetto, sì, perché questa è un'attività che facciamo di concerto con i nostri colleghi della sezione di biologia, in quanto proprio per essere certi che avere la prova scientifica che in qualche modo questo proiettile sia effettivamente correlato alla scena del crimine, ripeto, qui è quasi pacifico, nel senso che lo scenario è coerente già con la posizione, il segno di impatto, la pozza di sangue eccetera, ma per essere più certi del certo, diciamo, abbiamo condotto anche un'indagine genotipica sulla superficie del proiettile ed è stato ritrovato un profilo genotipico maschile che è risultato poi identico a quello della vittima, come del resto era lecito aspettarsi, perché è un proiettile che entra e esce da un corpo e poi si porta con sé anche del materiale biologico, sangue, frammentini di ossa e così via, che chiaramente sono conseguenti a quella azione. Quindi non abbiamo dubbi che questo proiettile sia un proiettile vagante, estraneo al fatto. Non abbiamo dubbi che il proiettile sia lo stesso che ha attinto Luca e che ha colpito il pub, e abbiamo il dato, l'evidenza che è l'unico colpo trovato sulla scena, quindi l'unico colpo sparato. È l'unico colpo sparato che esibisce appunto anche, oltre che essere coerente geometricamente nel luogo di ritrovamento, ripeto, vittima attinta, segno di impatto e ritrovamento all'interno del pub, che c'è questa coerenza diciamo geometrica dettata, imposta dai vincoli della scena del crimine, è proprio evidente anche il fatto che sul proiettile stesso, ripeto, c'era il profilo genotipico della vittima, quindi non abbiamo dubbi da questo punto di vista. E ripeto, in modo complementare, questo è importante, non c'era il bossolo sulla scena del crimine, perché infatti quel tipo di arma, cioè un'arma tipo revolver, trattiene il bossolo nel tamburo, come è giusto che sia. Ora parliamo bene del segno di impatto del proiettile, l'abbiamo citato finora e quindi in particolare che cosa avete potuto desumere dall'analisi anche visiva delle fotografie. Queste sono fotografie che di cui il collegio dispone, quindi se le vuole vedere sono contenute nel fascicolo fotografico già prodotto. Allora, sì, sostanzialmente le fotografie che adesso noi abbiamo importato nella nostra relazione tecnica menzionata prima, che la ripeto per correttezza nei confronti della trascrizione, è la numero 3335/52 del 27 marzo 2020, sono fotografie che noi abbiamo acquisito dal fascicolo dei rilevi tecnici realizzato dal personale della sezione investigazioni scientifiche del provinciale di Roma, dell'Arma dei Carabinieri. Come vede infatti questo paragrafo relativo ai dati che sono desumibili da rilievi tecnici è articolato su più sottoparagrafi e in particolar modo possiamo vedere in questo fascicolo che adesso la Corte sta sfogliando, possiamo vedere dal generale al particolare quella che è la foto 10, io scusate devo cambiare gli occhiali perché da vicino
Quindi si parla, lo dico perché rimanga a trascrizione, delle foto con 10, 11, 22 e 23 del fascicolo fotografico. Adesso le vedo meglio, ho cambiato gli occhiali, ho messo gli occhiali da vicino. Quindi abbiamo a che fare con le foto 10, 11, 22 e 23, che ritraggono dal generale al particolare questo segno di impatto prodotto da agente balistico presente sul montante della finestra. In particolar modo, come vedete nella foto 23, che è riportata nella nostra relazione balistica, pagina 11, si può ben vedere anche l'importanza di questo segno, che determina una ammaccatura significativa del laminato che costituisce il montante della finestra, generando anche l'incrinatura del cristallo. È una cosa molto importante, sotto il profilo proprio della balistica terminale, osservare che questo proiettile non ha impattato su questa superficie con la sua parte apicale. Perché questo? Perché chiaramente, essendo un proiettile che è entrato e uscito dalla testa e quindi avendo rotto ben due ossa, praticamente ha interagito con questi bersagli e la sua stabilità giroscopica attorno all'asse, cioè questa capacità di ruotare attorno all'asse, è stata modificata dalla precedente interazione. Quindi questo è coerente con il dato medico-legale che abbiamo visto prima, foro d'ingresso con foro d'uscita. Pertanto il proiettile, capitombolando nel suo moto, cioè il proiettile avanza lungo la traiettoria che virtualmente collega la testa della vittima al segno di impatto C, non è avanzato con la sua parte apicale, è avanzato capitombolando a causa di queste precedenti interazioni fisiche. Infatti il segno di impatto che è stato generato in C è un segno quasi a stampo, dove vedete che il proiettile è arrivato probabilmente con la sua parte laterale, determinando una forma piuttosto irregolare a stampo. Ripeto, questo è un elemento di balistica terminale che lo si desume dall'osservazione fotografica, dall'osservazione delle fotografie scattate dalla nostra squadra rilievi, e che è proprio coerente con questo comportamento balistico in fase di successivo impatto. Quindi praticamente fino al punto C, che sarebbe appunto il punto di impatto con il montante della finestra, la traiettoria è stata di un certo tipo e successivamente è modificata? Allora, no, ripeto, questo proiettile ha caratteristiche, questo tipo di munizione ha caratteristiche balistiche estremamente performanti, nel senso che, come ho detto prima, il proiettile è molto stabilizzato nel suo moto, si tratta di un proiettile molto massivo e che esce con elevata energia cinetica. Per capire a che velocità viaggia un proiettile di questo tipo quando viene sparato? Lo ripeto, un proiettile sparato da questo tipo di proiettili viaggia, siamo sui 380-400 metri al secondo, quindi effettivamente si tratta di una velocità estremamente elevata. Se pensate poi che ha una massa di 10 grammi, sostanzialmente l'energia cinetica associata a questo proiettile diventa estremamente elevata. Senza fare tanto discorsi fisici, avremo tutti reminiscenze liceali dove l'energia cinetica associata a un corpo di massa m è pari a mezzo m per la velocità al quadrato, quindi questa velocità di 400 metri al secondo deve essere addirittura moltiplicata per se stessa. Quindi stiamo parlando di un proiettile che sì, ha questa elevata energia, però interagisce con le ossa del cranio e quindi non continua a lavorare con la sua parte apicale, capitombola, ma il fatto che capitombola non significa che non avanza, perché avanza grazie all'energia cinetica che esso ha.
e quindi nell'avanzare avanza ancora in modo pressoché rettilineo con il tratto intracorporeo foro 1, foro 2, per poi proseguire ed impattare su C. È chiaro che quando impatta in C ha ancora questa energia cinetica significativa, tant'è che produce questo danno ben visibile sul montante della finestra, però non impatta con la sua parte apicale. Ecco, è questo che volevo dire, non so se sono stato chiaro, ma posso ripeterlo. Insomma. No, ok. Va bene per la tua molto chiaro, grazie. Perfetto. L'energia che ancora aveva a quel punto dopo l'impatto C era oramai residuale, tant'è che anche per la sola effetto di gravità, trovando la finestra leggermente aperta, è penetrato all'interno del pub, però di fatto non ha prodotto danno, cioè non ha prodotto segni di impatto ulteriori oltre l'impatto C, tant'è che è stato ritrovato adagiato sulla panca del pub. Che è contrassegnato dal punto D, lo dico per il verbale. E questo lo possiamo evincere sempre dal fascicolo dei rilievi tecnici. Parliamo invece del punto di impatto sulla per vittima. noi fondamentale, sulla vittima. La vittima, e qui ci ricolleghiamo ancora una volta al dato medico-legale, esibiva questo foro d'ingresso e foro d'uscita alla testa. Di fatto è stato un colpo devastante, ci diceva il medico legale, che insomma se non ha provocato la morte immediata poco ci manca, però ripeto, queste sono competenze di natura medico-legale di cui il medico-legale potrà meglio riferire. Sì, le richiami nel momento in cui ci servono per l'analisi della balistica. Sotto il profilo balistico noi in realtà non è proprio sotto il profilo balistico, ma è sotto il profilo delle tracce ematiche, ma sono derivanti queste tracce ematiche dall'impatto balistico prodotto, dalle ferite prodotte, foro d'ingresso e foro d'uscita. Perché la vittima nel momento in cui viene attinta sostanzialmente crolla su se stessa per effetto di questo colpo che è devastante. E quando si accascia su se stessa, la testa finisce chiaramente al suolo come il resto del corpo. Perché a noi ci interessa in particolar modo la testa? Perché è l'unico elemento sanguinante e la fuoriuscita di sangue sulla pavimentazione stradale ci indica il punto dove la testa è venuta a giacere al suolo. La fuoriuscita di sangue che appunto determina quello che secondo questa tecnica della blood stain pattern analysis viene chiamata appunto BPA, genera la blood pool, cioè la pozza di sangue, ci indica la posizione in cui si è trovata la testa della vittima poco dopo essere stata attinta, cioè nel momento in cui la vittima si è accasciata su se stessa e giacendo a terra. Forse è il caso che esca. Scusi, perché ci sono i genitori del ragazzo, quindi... Posso continuare? Vuole rimanere? Sì. Grazie. E quindi ci indica questa posizione. Dico per il verbale, quindi anche la Corte può guardare, si fa riferimento alla foto 6 del fascicolo fotografico. Ringrazio il pubblico ministero perché infatti mi ha introdotto, era proprio questa fotografia numero 6 del fascicolo dei rilievi tecnici che è riportata a pagina 12 della nostra relazione tecnica, che ben inquadra la posizione della pozza di sangue che si trova sulla sede stradale, non sul marciapiede, e in prossimità della prima striscia zebrata dell'attraversamento pedonale. Senta, prima ancora di andare avanti, lei è stato molto sicuro nell'affermare che il punto in cui è stata rinvenuta questa pozza di sangue sia anche quello dove la vittima è stata attinta dal colpo di pistola, appunto della rivoltella. Come possiamo escludere che magari la vittima non sia caduta qualche metro avanti? Ecco, sì, se può spiegarci fisicamente come questo lo si accede. Allora, questo per correttezza nei confronti della Corte e per completa trasparenza,
Io sono certo ora, cioè sono certo dopo aver fatto i miei accertamenti tecnici, nel senso che sfogliando il fascicolo fotografico che ora la Corte sta sfogliando, vede oltre la pozza di sangue che è indicata nella foto numero 6 anche altre tracce ematiche che sono presenti sulla scena del crimine. Nelle fotografie successive vede che ci sono anche altre tracce ematiche sulle zone zebrate. E questo in noi che dovevamo analizzare questi dati diciamo come conseguenza dell'effetto balistico ha ingenerato dei dubbi, tant'è che abbiamo chiesto ai nostri colleghi della linea territoriale perché il significato di quelle tracce che erano presenti, tracce ematiche, alcune sembrano da gocciolamento, che esibiscono, che sono presenti sulle strisce zebrate, ipotizzando addirittura uno scenario diverso. All'inizio avevo pensato, ma la vittima quindi non si è trovata nel punto dove è stata ritrovata, forse è stata attinta da un'altra parte e poi ha gocciolato del sangue e poi è caduta nel punto dove effettivamente è stata ritrovata, cioè quella nella fotografia numero 6 descritta dalla pozza di sangue. In realtà questo dubbio è stato sviscerato e rimosso perché per fortuna c'erano anche delle fotografie successive scattate da dei passanti che a questo punto io ho preso dalla polizia giudiziaria e che ho importato nella relazione tecnica, e una di queste è la fotografia numero 13 a pagina 22 della nostra relazione tecnica, dove un passante ha scattato la fotografia di Luca giacente a terra con la ragazza che lo soccorre, come si vede in questa fotografia. Ma la cosa più interessante da osservare in questa fotografia è che quelle tracce ematiche che vedete nel fascicolo fotografico realizzato dalla 7ª sezione non sono presenti in questa fotografia. Non so se hanno la Corte ha la fotografia. La fotografia dovrebbe essere stata già prodotta. Allora, la fotografia numero... Parliamo delle fotografie, lo dico perché alle altre udienze sono state prodotte dalla collega, sono quelle cattate dall'avventore del pub nell'immediatezza dei fatti. Ecco, questa fotografia, non so se la Corte ce l'ha, però insomma è la fotografia che noi abbiamo importato a pagina 13 della nostra relazione tecnica, mostra chiaramente l'assenza di quelle tracce ematiche che da gocciolamento che sono invece presenti nel fascicolo dei rilevi tecnici. E questo perché? E questo l'abbiamo accertato, perché il povero Luca, dopo essere stato sparato, è stato chiaramente soccorso. E quindi durante le operazioni di soccorso, quando è arrivata l'autoambulanza, nel sollevarlo, trasportarlo all'interno della tombulanza, si sono generate quelle tracce ematiche che ovviamente sono state documentate dai nostri colleghi della sezione investigazione scientifica, perché nella sequenza degli eventi la sezione investigazione scientifica è arrivata dopo gli interventi di soccorso. Quindi documentando loro, perché hanno il precipuo compito di documentare tutte le evidenze che ci sono sulla scena del crimine, hanno documentato anche queste tracce come evidenza. Ma attenzione, queste tracce di gocciolamento che si osservano nel fascicolo dei rilevi tecnici in realtà sono tracce da inquinamento, un inquinamento perché senza colpa di nessuno, voglio dire, però anche perché c'era la necessità di trasportare il corpo in ospedale, ma nel far questo si sono generate queste tracce da gocciolamento che, ripeto, sono documentate nel fascicolo dei rilevi tecnici, ma che non sono afferenti alla dinamica dei fatti. La dinamica dei fatti è dettata esclusivamente dalla pozza di sangue che è ritratta nella fotografia numero 6 del fascicolo dei rilevi tecnici della sezione investigazione scientifica e che noi abbiamo riprodotto integralmente a pagina 12 della nostra relazione. Ecco perché sono sicuro oggi che quella è la posizione in cui Luca è stato mortalmente attinto dal proiettile. Perché è l'unica pozza che ha significato
che ha significato i fini ricostruttivi. Le altre tracce di sangue sono inquinamento naturale, però inquinamento della scena del crimine. È chiaro. Quindi in particolare questa pozza di sangue, per le sue caratteristiche, con quale movimento del capo è compatibile? La pozza di sangue? Sì. Allora, la pozza di sangue non è compatibile con nessun movimento, allora, perché praticamente proprio secondo... No, ma glielo spiego tranquillamente, perché la pozza di sangue, proprio per sua genesi, rientra nella casistica delle tracce primarie passive. Le tracce primarie passive, secondo la BPA, sono quelle che si generano per effetto della sola forza di gravità e per la tensione superficiale del fluido ematico. Quindi sembra, diciamo così, non rilevante, ma le pozze di sangue sulla scena del crimine sono estremamente importanti, perché per generarsi richiedono anche questo lasso di tempo in cui il sangue dilaga sulla superficie, e se non esibiscono particolari strofinie e così via, dimostrano proprio la genuinità della posizione in cui si è trovata la testa, perché la testa stava ferma, giacente sul pavimento, sul stradale, e praticamente si è generata la pozza di sangue tutto attorno, perché chiaramente era stato attinto poco prima, e quindi dal foro d'ingresso e foro d'uscita alla testa potete immaginare la quantità di sangue che sia fuoriuscita. Ecco, chiaro. Bene, quindi ora andiamo all'elaborazione dei dati, in particolare al calcolo, quindi abbiamo detto il punto C, che è quello dell'impatto del proiettile, dove si colloca noi a questo punto, la vittima. Vorrei, come calcoliamo dove si trovava lo sparatore al momento questo del apparentemente può sembrare un pochino più complicato, diciamo, l'elaborazione dei dati, ma in realtà spero di renderla molto fruibile per la Corte, nel senso che noi abbiamo a questo punto degli elementi oggettivi. Gli elementi oggettivi sono il punto di impatto C sulla vetrina, sono foro d'ingresso e foro d'uscita al cranio della vittima, sono la pozza di sangue che è giacente sul pavimento stradale, sulla striscia zebrata, e poi c'è la morfologia imposta dallo stato dei luoghi, marciapiedi, incrocio stradale, pendenze, e quelli sono tutti quanti dati fissi. Proprio in virtù delle caratteristiche balistiche di questo proiettile, che ho più volte ripetuto, cioè che possono essere assimilate in qualche modo ad una linea retta che traguarda foro d'ingresso, foro d'uscita e segno di impatto C, noi abbiamo dovuto ipotizzare una qualche posizione, diciamo, della vittima, in modo tale da orientare il capo in modo coerente con questi punti. Allora, il primo dato è diciamo, dettato dalla posizione di questi fori sul capo stesso, e in particolar modo il foro d'uscita è determinato dal medico legale, perché il foro d'uscita, se non ricordo male, si trova ad un'altezza di 1,81 m dai talloni della vittima. Ora, questa misura i medici legali la prendono in che modo? Posizionando la vittima in modo ortostatico, diciamo così, sul tavolo settorio, completamente distesa. Quindi il punto di impatto 2 ad un'altezza di 1,81 m non può che essere la massima altezza del foro d'uscita, supponendo una situazione quasi surreale in cui sostanzialmente la vittima sta perfettamente in piedi, in posizione ortostatica. Questo per noi balisticamente è molto importante, perché ci dà la massima quota del foro d'uscita 2 rispetto al foro d'uscita C. Ecco perché siamo andati a fare successivamente rilievi, perché i nostri colleghi della territoriale non potevano pensare a questa elaborazione dei dati, per cui siamo ritornati sulla scena del crimine a prendere la quota del punto C rispetto al marciapiede, che non avevano preso
tutto quanto qui, non abbiamo fatto attività modificative della scena, il segno era lì, il punto C era ancora ben visibile e quindi è stata presa questa quota, tant'è che il punto C rispetto al marciapiede si colloca, e questo lo possiamo vedere nel nostro grafico a pagina 17, si colloca a 2,22 m dal piano del marciapiede. Quindi, riassumendo, abbiamo la pozza di sangue sulla linea stradale, sulla striscia zebrata, che dista 16,2 m rispetto al punto C, perché ha attraversato tutta la strada poi questo proiettile. Bene, abbiamo la massima quota del punto d'uscita, che è praticamente 1,81 m, quindi abbiamo descritto a pagina 17 nel nostro grafico quella che è la ricostruzione della traiettoria ideale che all'incontrario, facciamo dal punto di impatto C, arriva al foro d'uscita 2, foro d'ingresso 1, per poi risalire all'indietro alla posizione dell'arma, diciamo, nello spazio. Così è possibile formulare anche un range di distanze dell'arma rispetto al punto di impatto. Tutta, diciamo, questo conto praticamente è una elaborazione trigonometrica di angoli, seno, coseno, insomma liceale, però che effettivamente... Allora, l'angolo è stato... Per il verbale, l'angolo come è stato determinato? Per il verbale l'angolo alfa, cioè l'angolo di uscita, l'angolo alfa è quello che viene indicato a pagina 17 nel grafico suddetto, è l'angolo di uscita rispetto al piano di campagna ed è stato determinato conoscendo la quota del punto C pari a 2,22 m e la quota massima ipotizzata del foro d'uscita che è pari a 1,81 m, considerando la distanza sul piano di campagna tra il punto C e il punto 2 che è pari a 16,2 metri. Quindi sostanzialmente abbiamo tutte le dimensioni di un triangolo rettangolo e possiamo calcolare col teorema di Pitagora l'angolo alfa. Chiaro. Diciamo abbiamo capito, però poi... Io spero di essere chiaro, ma... Le mie reminiscenze del liceo scientifico. Sì, non è... ora però che cosa accade? Accade, vado avanti nella... Io credo, se c'è qualche profilo di dubbio ci soffermiamo ancora. No. Prego, vada avanti. È molto molto chiaro. Ora però accade, come ho detto prima, che cioè l'altezza del foro d'uscita, considerandola 1,81 m, è in realtà l'altezza proprio massima, considerando la vittima in piedi sulla pozza di sangue, idealmente, no? sulla pozza di sangue, in posizione ortostatica, ma da quello che sappiamo la vittima, da quello che sappiamo, in una situazione reale la vittima si trova a fronteggiare delle persone, quindi sostanzialmente possiamo ragionevolmente ipotizzare che nel momento in cui il proiettile ha attinto la vittima, magari questa non stava proprio esattamente in posizione ortostatica nella sua massima altezza, probabilmente stava forse anche un pochino più bassa, nell'azione magari conflittuale o di confrontarsi con altre persone. Allora nel nostro modello abbiamo ipotizzato vari step, considerando le step di 10 cm, ma tanto per fornire alla Corte e al magistrato un ordine di grandezza, cioè abbiamo detto rispetto a 1,81 m consideriamo che magari in quell'istante in cui la vittima è stata attinta magari poteva aver assunto una postura non meglio specificabile, perché questo nessuno potrà mai avere la presunzione di dire come stava la vittima, ma magari una postura tale per cui il foro d'uscita è venuto a collocarsi ad esempio 10 cm più basso e poi 10 cm più basso ancora.
Perché questo? Perché rispetto al piano stradale sempre. No, rispetto al foro d'uscita. Il foro d'uscita, la massima altezza del foro d'uscita è 1,81 m considerando la vittima in posizione ortostatica, però nell'istante in cui la vittima è stata attinta è ragionevole supporre che la vittima non stava perfettamente in posizione ortostatica, come quando l'ha misurata il medico legale sul tavolo settorio, sarà stata un pochino più rannicchiata, magari in una situazione conflittuale che stava fronteggiando o in una situazione da dover gestire. Quindi quanto poteva essere più basso? Questo nessuno scientificamente può dire poteva essere più basso chissà di quanto. Allora abbiamo fatto delle ipotesi. La prima ipotesi è stata quella di considerarlo rispetto a 81 ad esempio 10 cm più basso, che se fate delle prove è ragionevolissimo, basta già che uno sta un pochino gobbo, diciamo rannicchiato, e si abbassa già di 10 cm. Con 10 cm più basso abbiamo rifatto i calcoli e quindi il modo diciamo automatico e in base alla modellizzazione effettuata abbiamo ottenuto altri range di distanze. Poi abbiamo ipotizzato una situazione ancora più estrema, abbiamo considerato altri 10 cm più basso, considerando una distanza di 1,61 m e abbiamo rifatto di nuovo i calcoli. Ecco, quindi 1,61 m di altezza dal piano stradale. Del foro d'uscita. Sì. Poi oltre più basso di 1,61 m ragionevolmente non l'abbiamo preso in considerazione perché abbiamo detto la vittima doveva essere forse completamente accucciata, rannicchiata, magari noi non abbiamo una informazione che ci dice un'istantanea che ci dice l'esatta postura della vittima nel momento in cui è stata attinta. Abbiamo delle situazioni estreme e di questo siamo certi. L'1,81, cioè questa sarebbe la massima altezza, però certamente il foro d'uscita si colloca ad un'altezza più bassa di 1,81. Quanto più bassa? E qui nessuno lo sa. Ecco perché facciamo delle ipotesi. Per ipotesi, se Luca fosse stato perfettamente in piedi, dritto. Allora, se Luca fosse stato perfettamente in piedi. Termino la domanda. La distanza. Lo sparatore a che distanza si sarebbe posto? Allora, secondo questa modellizzazione, se Luca fosse stato perfettamente in piedi e quindi il foro d'uscita, ripeto, si fosse collocato a 1,81 m rispetto al piano stradale, considerando tutti i vincoli, il punto di impatto C e così via, il punto di fuoco, quindi traguardando all'incontrario, il punto di fuoco della traiettoria doveva collocarsi tra 1,40 m e 1,50 m come punto di fuoco per una distanza lineare rispetto alla vittima compresa tra 2,50 m e al più 4 metri, ma questa è proprio la massima distanza perché si considera la massima altezza del foro d'uscita. Noi ragionevolmente nelle nostre conclusioni, infatti ipotizziamo, questa è la massima altezza, però ragionevolmente se consideriamo 10 cm in meno rispetto a questo valore, cioè 1,71 m, considerando che il punto di fuoco è compreso tra 1,40 m e 1,50 m di altezza, perché è diciamo la quota standard che assume uno sparatore dell'altezza di quant'era? 1,65 era del grosso. Voi avete preso l'altezza di certo, Valerio Del Grosso. Noi abbiamo preso l'altezza di un soggetto alto 1,65 m, ipotizzando la postura che può assumere con un'azione di sparo. Una persona alta 1,65 m nel puntare l'arma colloca l'arma in un range di altezza rispetto al suolo compreso tra 1,40 e 1,50 m. Se uno prende una persona alta 2,6 m, faccio l'esempio, è chiaro che è più alta, voglio dire, però noi avendo nel caso di specie un soggetto sospettato pari a 1,65 m abbiamo fatto questa modellizzazione considerando una persona alta 1,65 m. Una persona alta 1,65 m che punta una pistola, colloca la pistola ad una quota rispetto al piano di campagna compresa tra 1,40 e 1,50. Questa è la circostanza.
ha tenuto conto anche del fatto che, da cui non si può prescindere, che il medico legale ha comunque rilevato una direzione tra i due tramiti dal basso verso l'alto, perché questa ricostruzione peraltro è pure coerente col dato medico legale del foro d'ingresso rispetto al foro d'uscita, che esibisce questa direzione dal basso verso l'alto. Ora, se consideriamo pertanto questo... Adesso vorrei inserire, perché è un dubbio allora lei ha spiegato tutto il calcolo, il famoso triangolo, sì. Un'estremità è il punto in cui poi impatta alla finestra. Sì. Allora, la mia domanda è stupida probabilmente, ma rispetto al calcolo dell'altezza massima come calcolata dal medico legale, al triangolo che noi abbiamo costruito, se io procedo, anziché a misurare dalla distanza, quindi dalla parte dei due lati del triangolo, se io parto dal punto di impatto sulla finestra, tenendo conto dell'angolazione e dei limiti in cui il proiettile non è proprio perfettamente rettilineo, se io ricongiungo il punto non so se mi spiego quello che voglio dire, in cui attinge alla finestra, sì. Riprendo l'altezza, siccome mi deve dare anche l'altra coordinata, non riesco ad avere un valore più... penso di aver non è molto chiaro. Lei ha ricostruito il triangolo, questo triangolo deve tenere conto però non solo dell'altezza massima della misurazione del medico legale, ma del punto poi del foro d'uscita sulla dove finestra. va a impattare sulla finestra. Infatti l'abbiamo quindi visto. mi aiuta poi al contrario a ricavare. Certo, o no? E questo voglio capire. Sì, è proprio questo il modello che abbiamo ricostruito, perché è assolutamente necessario, per intenderci, osservare il grafico a pagina 17 della nostra relazione tecnica, perché in questo triangolo menzionato il segno di impatto C sul montante della finestra rappresenta un vertice del triangolo, mentre il foro di uscita collocato all'altezza 2 massima di 1,81 m rappresenta l'altro vertice. Idealmente il segmento che congiunge il segno C con il punto 2 sarebbe l'ipotenusa del triangolo rettangolo. Ai fini del nostro calcolo, l'angolo alfa, che è l'inclinazione della traiettoria con cui esce il proiettile, dipende chiaramente dall'altezza del foro d'uscita che io ipotizzo. Però questo angolo alfa, infatti, nei calcoli noi l'abbiamo determinato facendo la differenza tra l'altezza rilevata, che è il punto fisso, e l'altezza ipotizzata. Quindi ogni volta che io faccio delle ipotesi sull'altezza del foro d'uscita, che ripeto, massimo può essere 1,81 m, 1,81 m, chiedo scusa, ma potrebbe essere anche 1,80 m, potrebbe essere 1,75 m, noi abbiamo fatto a step di 10 cm, tanto per capire dove andavamo a finire come ordini di grandezza. È chiaro che questa variazione dell'altezza del foro d'uscita si riflette anche nell'inclinazione dell'angolo alfa di uscita, dell'inclinazione della traiettoria, perché ovviamente più Luca, in poche parole, era accucciato, era rannicchiato, maggiore è l'inclinazione dal basso verso l'alto del proiettile per essere arrivato a C. Questa inclinazione è dovuta al fatto che abbiamo fatto la differenza proprio tra l'altezza del punto C rispetto al piano stradale del marciapiede. Abbiamo considerato anche i 7 centimetri dell'altezza del marciapiede nella nostra modellizzazione, proprio per non trascurare nulla, e rispetto all'altezza del foro d'uscita. Non so se sono stato chiaro, è difficile, forse... È stato chiarissimo, ed è proprio sulla base di questo ragionamento, se a livello scientifico
ci sono delle evidenze per calcolare anche rispetto all'impatto quanto si può modificare quella traiettoria, la mia ipotesi era al contrario, cioè partire proprio da dall'angolo, quella che ha indicato, tenendo conto di quanto era possibile che questa traiettoria che lei ha spiegato, infatta sulle ossa, rimane abbastanza rettilinea, poi se però un pochino si abbassa, quindi aiutarsi anche col procedimento a contrario per non determinare l'altezza non solo partendo dall'altezza massima e abbassando di 10, che è un'ipotesi, non so se mi spiego, cioè se io so che da quel punto di impatto la traiettoria non si può modificare più di 20 cm, sto dando dei numeri a caso, è evidente che anche questo mi dà l'indicazione dell'altezza in cui si... non so se ho capito quello che voglio dire adesso. Penso di aver capito. Il ragionamento è purtroppo che cosa accade? Se il punto di impatto C fosse stato, anziché un segno di impatto, un foro, tanto per intenderci, con un foro d'ingresso e un foro d'uscita, noi avremmo avuto 2 punti attraverso cui calcolare l'inclinazione di quell'ultimo ramo di traiettoria. Non avremmo avuto questo tipo di problema. In realtà noi non abbiamo un foro nel punto C, noi abbiamo una deformazione che è prodotta da un oggetto che è stato proiettato in avanti ma che pitombolava lungo il suo moto. Quindi stimare l'inclinazione con cui, osservando solo C, l'inclinazione con cui il proiettile è arrivato in C non è un dato attendibile, perché non abbiamo elementi per ricalcolare, osservando solo questo a ritroso, qual è l'inclinazione con cui arriva il C. Ecco perché però noi possiamo ricostruire il modello, perché noi lo sappiamo dove stava la vittima nel momento in cui è stata attinta, lo sappiamo dalla pozza di sangue, la pozza di sangue che è presente sul manto stradale, perché con un colpo di questo tipo la vittima non è che ha camminato per 2 o 3 metri, si è afflosciata, si è accasciata nel punto in cui è stata mortalmente attinta, e quella pozza poi si è formata per effetto del dilagare del sangue. È chiaro che ci sarà un'incertezza di più o meno mezzo metro rispetto all'anatomia del corpo che cade su se stesso, che come diceva Dante cade come un uomo morto cade, insomma, in qualche modo, però fondamentalmente è quella la posizione della vittima. Quindi una volta nota la posizione della vittima, la nostra incognita è correlata all'altezza del foro d'uscita rispetto al piano stradale, e anche qui abbiamo delle certezze. La certezza è che quell'altezza può essere al massimo 1,81 m, ipotizzando la vittima perfettamente ortostatica, quindi calcoliamo un angolo d'uscita. Esatto. E quindi, in sintesi, se Luca fosse stato più basso rispetto all'1,81 si sarebbe avvicinato il fuoco, il punto di fuoco. Se può spiegare perché matematicamente il punto di fuoco mi ricollego proprio perché bisogna rispettare quell'angolo individuato. Bisogna rispettare questi vincoli. Allora, questi sono dati oggettivi. Il segno di impatto C è un dato oggettivo che si colloca a 2,22 m rispetto al marciapiede. Il punto dove si trovava la vittima è rappresentato dalla pozza di sangue e lì non si discute. Quindi la distanza che c'è tra la pozza di sangue e la proiezione del punto C sul marciapiede è 16,2 m. Quindi, facendo questo calcolo a ritroso, ipotizzando altezze inferiori per il foro d'uscita, necessariamente l'inclinazione dal basso verso l'alto deve aumentare, e per essere ragionevole con un'azione di fuoco di 1,40 m, 1,50 m per un soggetto che è alto 1,65 m, devo necessariamente avvicinare il punto di fuoco rispetto
rispetto alla persona, perché altrimenti dovrei ipotizzare che la persona ha sparato da sdraiato in terra, ma non è realistica come situazione. Senta, abbiamo parlato finora di di colpo di fuoco esploso dal basso verso l'alto. Sì. E ci ha detto prima che è un'evidenza che noi otteniamo anche dalla consulenza medico-legale. Sì. Ora, la domanda che invece io le faccio in punto di balistica, questa direzionalità del colpo può essere frutto magari del caso magari dato dal rinculo dell'arma, cioè può avere lo sparatore mirato ad esempio verso il basso e magari per un colpo dell'arma aver colpito accidentalmente la testa di Luca? Non confondiamo, nel senso, mi permetto, ma no, questo è proprio un errore fisico clamoroso, nel senso che il rinculo, è un termine tecnico, non è una parolaccia, il rinculo dell'arma da fuoco si verifica nel momento in cui il proiettile lascia la canna. Questo è proprio derivante da principio di azione e reazione di fisica, conservazione della quantità di moto, perché fino a che il proiettile è dentro la canna dell'arma, l'insieme massa dell'arma da fuoco e massa del proiettile è un tutt'uno, perché ancora sono uniti. Nel momento in cui il proiettile abbandona la canna e quindi diventa un oggetto a sé stante rispetto alla massa della pistola, allora abbiamo a che fare con due masse, la massa del proiettile, la massa della pistola, il proiettile che avanza con una certa velocità e l'arma che rincula con un'altra velocità, ma fino a quel momento non c'è rinculo. Quindi non è assolutamente ipotizzabile che uno abbia puntato verso il basso e per effetto del rinculo l'arma abbia generato una traiettoria dal basso verso l'alto, perché la traiettoria dal basso verso l'alto è già determinata nel momento in cui il proiettile abbandona l'arma, quindi l'eventuale rinculo che può esserci stato dopo l'esplosione del colpo si è verificato quando oramai il colpo c'era partito, probabilmente già era arrivato in cima. E quindi aveva già una traiettoria? Assolutamente sì. Quindi non può averla modificata la traiettoria, l'eventuale rinculo, perché ormai il proiettile era già uscito dalla canna. Certo, il rinculo si verifica successivamente all'uscita del proiettile dalla canna. Non siamo tecnici, sa, quindi al più potrà influenzare eventuali colpi successivi, ma mai quello che viene sparato per... Se ci fosse stato un secondo colpo, però bisogna vedere anche questo, non è così sistematico, perché bisogna vedere il lasso di tempo che intercorre tra il primo e il secondo colpo, perché se in ipotesi ci fosse stato un secondo colpo e io ho il tempo di nuovo di riprendere la mira, dopo il rinculo mi riposiziono con l'arma per effettuare il tiro desiderato. Io ho terminato le mie domande. Al più, solo per conclusione, quindi in sintesi, quale distanza minima e massima abbiamo? La relazione è quella, col fascicolo allegato trovato. No, l'ho prodotta prima. Sì, la data al pubblico ministero ancora non l'abbiamo. Formalmente no. No, con l'allegato fascicolo fotografico dei bossoli, vedo che la riconosco da qui. Sì, no, è quella portata. Il pubblico ministero la vuole per concludere l'esame? No, solo se può sintetizzare le conclusioni definitive. Allora, quindi in conclusione sostanzialmente che cosa abbiamo accertato nella nostra relazione tecnica? Ripeto un po' quello riassunto a pagina 22, cioè Luca Sacchi è stato gravemente attinto alla testa da un proiettile che è stato descritto prima per quello che ho detto, quindi un proiettile a palla unica, caratterizzato da foro d'ingresso e foro d'uscita, peraltro poi come descriverà meglio il medico legale.
Al momento dello sparo la vittima era situata in prossimità della zona dell'incrocio stradale sull'asfalto, dove sull'asfalto è stata ritrovata la pozza di sangue che è stata denominata Conà, è nel fascicolo dei rilievi tecnici. Tale macchia ematica si è formata per effetto del dilagare del sangue fuoriuscito dalla testa allorquando la vittima si è casciata al suolo subito dopo il gravissimo ferimento del colpo d'arma da fuoco, e quindi ci indica la posizione della vittima nell'istante dello sparo. Il proiettile è fuoriuscito dal capo andando ad impattare con un'apprezzabile energia cinetica residua contro la finestra del pub John Cabot nel punto C, per poi capitombolare all'interno del locale e terminare la sua corsa finendo su una panca del pub nel punto D. Ora, considerate la collocazione della vittima al momento dello sparo e la posizione del segno di impatto C, la traiettoria balistica doveva avere un'inclinazione dal basso verso l'alto e un'origine dal punto di fuoco F da ricercare sulla zona del marciapiede sinistro di via Monsen, perché praticamente, continuando sempre a ritroso la ricostruzione della traiettoria, il punto di fuoco si va a collocare geometricamente nel cono che ricade su via Monsen. Questo l'avevamo descritto perché durante questa audizione forse non era stato ben spiegato. Sì, l'ha detto un po' velocemente. No, l'ho detto perché abbiamo insistito molto sul grafico di pagina 17, ma questo cono è ben visibile nel grafico che si trova a pagina 15 della relazione tecnica, dove si vede che è una vista dall'alto, chiaramente uno schizzo planimetrico, dove dall'alto si porta a coincidere foro d'ingresso, foro d'uscita e il segno di impatto C, e come si vede il cono del punto di fuoco va a collocarsi sul marciapiede di via Monsen. A questo punto non resta che determinare quanto sta sul marciapiede, quanto più avanti o quanto più indietro. Tra le diverse stime effettuate per la distanza tra il punto di fuoco e la vittima, la più verosimile risulta quella compresa tra 0,80 e 2,3 metri, che è quella che è deducibile peraltro dalla tabella numero 2 della nostra relazione tecnica. Perché formuliamo questa ipotesi? Perché la quota del foro d'uscita alla testa, pur essendo variabile in conseguenza dell'ipotetica postura conflittuale assunta dalla vittima al momento dell'esplosione del colpo, possa essere stimata circa di 10 cm inferiore rispetto al limite massimo di 1,81. Lo sparatore, alto 1,65 m, può aver impugnato l'arma collocando il punto di fuoco ad un'altezza che è compresa tra 1,40 e 1,50. Questa è la posizione che assume un soggetto sparatore di questa altezza. Queste sono le nostre conclusioni. Io deposito formalmente la relazione del consulente tecnico. Grazie, e lascio la parola per le altre domande. Grazie, pubblico ministero viene acquisito e ne viene data lettura. Grazie. Allora, chi vuole intervenire? Non avete nessuna domanda? Lei? Le parti civili siete solo voi, i difensori degli... no, certo. No, scusa. Voi? Noi il 9 novembre, alla prossima udienza. Tutti il 9 novembre? Noi, per l'avvocato Fabio Menichetti per la difesa Paolo Pinino, tra l'altro l'avevo anche anticipata la scorsa udienza, la dottoressa Tamburelli. Com'è? Lei ha assistito? Presidente, io ho assistito e avrei tantissime domande, anche abbastanza immagini stereo interessanti da porre. Siccome però la valutazione non è solamente, come dire, a spanne, ma è una valutazione sui calcoli, ovviamente devo prendere le trascrizioni, verificare i calcoli e porre delle domande all'altezza del consulente del pubblico ministero. Questo è un po' il tema. È chiaro che abbiamo ascoltato anche con estremo interesse, però se lui mi parla ad esempio della valutazione di un angolo, io devo fare tutta una serie di calcoli, per esempio per vedere se il soggetto della posizione ortostatica 1,81 m sia stata adeguatamente calcolata, sia se il soggetto fosse sul piano stradale o sul marciapiede. Sembra una banalità, ma le assicuro che porta via del tempo, quindi devo rileggere con attenzione le trascrizioni
del consulente del pubblico ministero per poter esercitare il diritto di difesa con una certa sostenibilità, insomma, ecco. Allora, io giusto perché rimanga verbale, questa relazione, i calcoli che abbiamo esposto qui oggi non modificano in niente una relazione che era già da mesi disponibile per le difese. Io comprendo tutto, però per un motivo o per un altro stiamo allungando notevolmente il dibattimento, che deve rimanere concentrato comunque. Cioè, sono atti che la Corte non conosceva prima, ma voi sì, era già depositata da tempo questa consulenza. Non avete neanche un consulente, giusto? La parte civile c'ha il consulente che oggi è presente, non so neanche se è stato dato atto della presenza. Teresa? Presidente, noi abbiamo certamente un consulente. Allora, a sul punto io vorrei sollevare una questione. È presente? No. Ma non era prevista l'escursione per la data odierna, Presidente? Oggi era previsto solamente l'esame del consulente. Già avevamo detto dei consulenti balistici della Procura, avvocato. Esattamente, il controesame era già stato posticipato, cioè mi sorprende che oggi invece paia essere cosa diversa. Verbale d'udienza, però. E anche sul punto comunque volevo sollevare una questione, che la Procura ad oggi non ha disponibilità delle consulenze difensive. Ora, ogni volta che ho prodotto qualcosa io ho fatto avviso di attività integrativa di indagine, fino a prova contraria, il 430 del codice di procedura penale, però non si applica soltanto all'ufficio di procura ma anche alle difese. Ora io, anche al fine di poter fare le mie considerazioni sulle consulenze che verranno prodotte, io devo avere modo di poterle consultare in anticipo, quindi sollecito le difese a depositarle anche alla Procura. Questo non è 23 ottobre, però non c'è scritto niente al verbale. Perché è stata la questione, ecco perché si ricorda di me l'avvocato che io avevo detto Figarelli è impegnato, iniziate voi, e poi loro avevano insistito per farla. Non credo che sulle trascrizioni ci sia scritto nulla. Vediamo le trascrizioni. Presidente, io comunque lo potrei svolgere il controesame perché devo fargli poche domande. Quindi... Perfetto, intanto chi può, grazie avvocato Ciampa. No, perché dobbiamo anche cercare di razionalizzare le udienze. Il test era previsto oggi, obiettivamente voi conoscevate già l'elaborato, quindi devo dire fare adesso queste questioni, avvocato, mi sembra un pochino pretestuoso, perché nel momento in cui lei è a conoscenza esattamente della deposizione del test, perché il pubblico ministero dice non ha aggiunto nulla rispetto a quello che risultava dall'elaborato, poteva venire tranquillamente col suo consulente tecnico e fare il controesame. Cioè, non capisco perché devo dire, mi spiace innanzitutto che ritenga pretestuosa questa mia richiesta, che ripeto è semplicemente dedotta da quello che è stato lo scambio dell'ultima udienza. Si è detto che oggi si sarebbe proceduto in questi termini, io ovviamente ho studiato la consulenza del per i difensori di Del Grosso sicuramente. Ma non è un problema di impedimento più o meno temporaneo di sostituzione, è un problema di avere, visto che non è un test diciamo ordinario, ma è un test che offre una chiave di lettura di natura tecnica, abbiamo la necessità non soltanto di leggere la consulenza, perché oggi ha offerto una serie di elementi ulteriori, ad esempio tutta la classificazione del proiettile 38 special, di quelle che sarebbero le varie caratteristiche. Avvocato, però veramente... Scusi, Presidente, sono elementi determinanti, perché oggi il consulente ci ha spiegato che questo proiettile avrebbe delle qualità diverse rispetto a tanti altri. Allora, a me non risulta, però siccome voglio fare un controesame che abbia una dignità anche sotto il profilo tecnico, come posso non confrontarmi con un tecnico per poi poter svolgere questo controesame? E per questo, indipendentemente da con il suo tecnico e tramite il suo tecnico fare direttamente le domande, avvocato, non è che ogni volta che c'è un consulente o un perito si fanno 20 rinvii, non è possibile, è contestuale, l'udienza non sono stati fatti 20 rinvii, Presidente. Io mi rimetto a quello che già dissi alla scorsa udienza. Per quanto mi riguarda, non risulta né delle trascrizioni né dal verbale. Io ricordavo i difensori di Del Grosso dove c'era un impedimento. Io ricordo che ne parlai con il giudice relatore, mi pare, lei...
se si rivolge a me A lei? è normale perché non è vero. lei effettivamente, come ho già detto al Presidente, non che si rivolse a me, fu la questione che io dissi bene. Allora magari la difesa Spigarelli ha questo problema proprio per questo spirito di collaborazione che è reciproco e rispettivo, se lo riserva poi. E lei ha insistito, diceva no, pure noi. Io non è che ho detto sì, perché io non ero d'accordo su questa cosa, quindi non è che io le ho dato indicazioni perché la sua lei insisteva perché si facesse dopo, questo è il termine del discorso, non è che l'ha detto quindi a me, non è che io le ho dato né avevo questo potere di darle l'ok sul fare o meno il controesame. C'è stato effettivamente questo discorso in cui lei ha insistito e ha detto, dicendo se lo fa la difesa Spigarelli dopo, fatemelo fare anche a me in un momento successivo. Ma e insisto sul punto. Il problema è se lei ha ottenuto il consenso della Corte, se è stato autorizzato a controesaminare in un secondo momento. A me questo non risulta. Diciamo che potrei anche controesaminato all'esito del controesame del collega che interverrà il 9, cioè non credo che proceduralmente il problema possa essere però una cosa risolto. è farlo interamente. Guardi, Presidente, facciamo una cosa, io oggi faccio tutte le domande del caso, poi riservo di completare il controesame all'esito e poi ovviamente all'esito anche dell'escussione del consulente. Pare sempre tutto era tranne che pretestuoso, però, Presidente, perché non è proprio mia abitudine e mi pare tra l'altro che ci sia un calendario estremamente serrato, con continue integrazioni da parte del pubblico ministero che spesso e volentieri intervengono a 2-3 giorni dall'udienza. Sul 4:30 ho sempre dato tutti i termini. Lo so, però non mi pare che questa difesa si sia spesa per, come dire, offrire elementi dilatori o pretestuosi di ogni genere, era semplicemente per poter consentire al difensore di fare un controesame degno di questo nome sotto il profilo tecnico, perché esplicitamente sotto il profilo tecnico. Non ho mai fatto questioni quando sono intervenuti altri operatori poliziotti. Abbiamo risposto, lei oggi farà le domande, dopodiché se dovrà integrare il controesame non ci sarà problema. Volevo evidenziare un profilo, il 4:30 di oggi, l'avviso 4:30 di oggi è stato fatto proprio perché è stata depositata una nota per venire incontro alle istanze difensive presentate proprio dall'avvocato all'ultima udienza, perché riguarda l'ulteriore esame dei tabulati, come sollecitato dalla difesa. Quindi tra l'altro si tratta di un 4:30 funzionale alle istanze difensive. Pubblico Ministero, senza alcuna polemica, però per precisare. Allora, l'avvocato Ciampa comunque ha detto che poteva procedere al controesame. Grazie Presidente. Buongiorno. Senta, nell'ambito delle attività che avete svolto avete proceduto anche a, no, si sente male, verificare la compatibilità del proiettile e del bossolo che colpirono del proiettile che colpì Luca Sacchi e del bossolo da cui quel proiettile fu espulso, con 5 proiettili calibro 38 sequestrati presso l'abitazione di Forniti Alessio? Allora sì, abbiamo tra i reperti balistici, oltre il bossolo esploso e il proiettile sparato, vi era anche un plico che ci è stato consegnato dalla polizia giudiziaria, all'interno del quale abbiamo ritrovato 5 cartucce esattamente, erano in calibro 38 Smith & Wesson, di cui 4 marca GFL con bossolo realizzato in ottone, montanti proiettile del tipo camiciato profilo ogivale, e una marca Winchester con bossolo realizzato in nickel, montante proiettile in piombo nudo a profilo ogivale. Queste munizioni integre praticamente abbiamo indicato, l'abbiamo indicato a pagina 5 della nostra relazione tecnica, presentano caratteristiche diverse rispetto al proiettile e al bossolo in reperto. Perché? Perché le 5 cartucce in esame sono del calibro 38 Smith & Wesson, mentre il bossolo nel reperto il calibro 38 Special. Per quanto risultano dalla marca GFL,
e sono corredati di proiettile totalmente camiciato, mentre il proiettile in reperto è in piombo nudo. Quindi c'è anche questa differenza di tipo merceologico. Per quanto riguarda la cartuccia marca Winchester, è corredata di proiettili in piombo nudo con peculiarità metriche ponderali che sono diverse da quelle del proiettile in reperto, perché stiamo parlando di altro calibro. Insomma. Quindi è corretto dire che non sono compatibili con... Confermo, non sono compatibili. La ringrazio, non ho altre domande, grazie. Buongiorno. Buongiorno. L'avvocato Fabio Menichetti per la difesa Paolo Quirino. Come accennavo, ho trovato molto interessante la sua disamina avente ad oggetto profili che risulterebbero afferenti a proiettili riconducibili a cartucce più offensive o meno offensive. Diciamo che le munizioni sono cartucce appunto progettate per le armi da fuoco e le armi da fuoco sono progettate per offendere, quindi è difficile distinguere tra armi da fuoco, munizioni non offensive. Da quello che lei diceva, questa sarebbe particolarmente offensiva, segnatamente perché un corpo colpito da un 38 Special presenterebbe foro d'ingresso e foro d'uscita, quindi lei a questo ha ricondotto particolari lesività, è corretto? No, non è corretto, perché prescindendo dall'oggetto attinto la caratteristica intrinseca, balistica di questo tipo di munizioni prescinde dall'oggetto attinto. Senta, allora le faccio un'altra domanda, nella sua ovviamente enorme esperienza, le è mai capitato di occuparsi di anche omicidi commessi con una calibro 22? Sa perfettamente che spesso e volentieri non c'è proiettile d'uscita, non c'è foro d'uscita. Se vuole spiegare alla Corte questo dato circa la lesività, perché mi era parso, come dire, che lei legasse la lesività solamente al dato ponderale, diciamo, e all'energia, ma magari se vuole spiegare alla Corte così magari... Adesso stiamo parlando di un altro calibro. Di una 22, mi spieghi le caratteristiche tecniche di una 22. Il calibro 22, tanto per intenderci, è più piccolo rispetto al calibro 38 Special, si tratta di proiettili che appunto hanno già la munizione più piccola, abbiamo meno carica di lancio all'interno della cartuccia. È chiaro che con l'effetto balistico a parità di bersaglio attinto, tanto per intenderci, il danno prodotto da un calibro 22 è inferiore rispetto al calibro di un 38 Special. Certo, e anche la mortalità? Non soltanto aspetti, completo la domanda, non solamente il danno inteso come lesione, ma la possibilità, ad esempio, che si venga curati. Lei è proprio sicuro che utilizzando una 22 sia più ridotto rispetto a quello che accade con una 38 Special? Quella che è la sua esperienza, lei si è coordinato spesso con medici legali, quindi immagino che non sia argomento nuovo. No, assolutamente. Quindi spieghi alla Corte cosa succede quando un soggetto attinto da una 22 arriva in ospedale e c'è soltanto foro d'entrata e non foro d'uscita. Che succede? No, è chiaro che un soggetto attinto da... Prego, dica. Sì, no, stavo... No, perché poi quando sento delle risposte... No, attenzione. Siccome io poi faccio delle domande e per le difficoltà che ho già rappresentato queste domande non trovano lo spessore tecnico e magari il sinonimo tecnicamente più adeguato, e noto che c'è quasi una sorta di soddisfazione nel ricevere una domanda, come dire, poco strutturata, questo se consente un pochino mi indispone, perché la prima risposta è stata quella che io potrei dare a mio figlio che ha 12 anni, come a dire, avvocato, di cosa si sta interessando? Allora io ho chiesto alla Corte di poter verificare tecnicamente con un mio consulente quelli che erano gli aspetti, e questo mi è stato rifiutato, e almeno vorrei che il testimone, come dire, tenesse per sé determinate espressioni o comunque atteggiamenti di sufficienza rispetto alle prime due domande che ho fatto.
sicuramente equivocato. Io con dei toni io non ho sentito alcuna espressione sconveniente da parte No, ho parlato di atteggiamento di sufficienza, non ho parlato di espressioni sconvenienti, ci mancherebbe, ho parlato di atteggiamento di sufficienza. Quando ho usato un termine poco tecnico lo ha fatto anche con me, questo non credo derivi da... Ma non sembra un atteggiamento di sufficienza, anzi, gliel'abbiamo detto tutti che non siamo dei tecnici, no, lo abbiamo qui, lo stiamo esaminando da ore, proprio perché se fossimo dei tecnici probabilmente capiremmo con maggiore rapidità, però è stato obiettivamente valutato come un test particolarmente chiaro anche dalla Corte, atteggiamenti di sufficienza la Corte non ne ha rilevati. Comunque, se è sicuramente frutto di un equivoco, possiamo procedere, si può riformulare la domanda? Poi ha risposto. Poi ha risposto. Sì, era quella della calibro 20. Sì, era quella. Senta, lei ha parlato di questo proiettile che ha impattato il punto C, quindi parliamo dello stipite della finestra del pub, diciamo con un urto a stampo, quindi ovviamente con una destabilizzazione del moto di questo proiettile, è corretto? Quindi non ha impattato con la parte apicale. Confermo. Senta, ma questo è accaduto, poi però comunque lei ha riferito di una traiettoria che sarebbe rimasta sostanzialmente rettilinea. Questi due dati possono, coesistere, nel senso, se un proiettile trapassa ossa parietali dalla parte destra per poi uscire dalla parte sinistra, in assenza di una precisa collocazione, perché ci ha detto anche questo, non c'è possibilità di collocare esattamente l'inclinazione di questo cranio, come fa a dire che rimane una traiettoria rettilinea, tanto più che diciamo, come dice lei, questo proiettile è andato caracollando, se non sbaglio, fino ad impattare? Sì, perché sono due aspetti diversi del moto, nel senso che il moto di un proiettile è un moto rototraslazionale, nel senso che c'è un movimento lungo la traiettoria che è appunto traslazionale, e c'è poi un movimento giroscopico del proiettile attorno al suo asse che è impresso dalle rigature della canna che lo spara. Quindi i due aspetti non è che sono separati, nel senso che un proiettile può avanzare comunque nel moto traslazionale pur non mantenendo la sua stabilità giroscopica, può capitombolare, cioè può essere destabilizzato nel suo moto giroscopico, un po' come una trottola, tanto per intenderci, che perde un po' il suo movimento di spin attorno al suo asse, però poi avanza in modo rettilineo. È chiaro che l'effetto balistico auspicato è che il proiettile impatti sul bersaglio con la sua parte apicale, perché si realizza la miglior performance balistica per cui esso è stato progettato. Allora le faccio un'altra domanda. Se un proiettile viene esploso e attraversa ossa parietali numericamente individuate in due, perfettamente con una direzione perfettamente perpendicolare, oppure questi ostacoli, queste ossa si pongono in un diverso rapporto nei confronti della traiettoria iniziale, lei ci sta dicendo che la prosecuzione è analoga, cioè non ha nessun tipo di rilievo per quella che è la traiettoria complessiva, l'attraversamento di due ossa? No, io l'ho detto proprio l'incontrario, cioè no, lei ha parlato poi del fatto che il proiettile si disazza. No, il capitombolo, Presidente, a me non interessa, a me interessa la traiettoria, e le sto chiedendo. Se viene esploso un colpo, non ha spiegato questo, Presidente, posso rifarlo la domanda? Allora, se viene esploso un colpo d'arma da fuoco e questo colpo d'arma da fuoco attraversa due ossa che sono poste perpendicolarmente rispetto allo sparatore, la traiettoria all'uscita delle due ossa è identica alla traiettoria di un proiettile che viene sparato, impatta le stesse due ossa, poste però in maniera obliqua, comunque non perpendicolare rispetto all'esplosione del colpo? Io ho detto durante l'udienza che in linea teorica un proiettile nel momento in cui interagisce con un bersaglio subisce una deviazione del suo moto.
La deviazione del suo moto può essere piccola o grande, perché deve essere in qualche modo quantificata. Nel caso di specie, considerate le performance balistiche del 38 Special e la superficie parietale ossea attinta, in ragione anche del segno di impatto prodotto in C, che era significativamente importante, mi lascia ritenere che la traiettoria del proiettile è stata approssimativamente rettilinea e diciamo questo approssimativamente deriva proprio per onestà intellettuale da quello che ho detto prima, cioè che nel momento in cui c'è interazione fisica proiettile osso, una qualche deviazione del proiettile sicuramente viene ingenerata, perché c'è scambio di energia. C'è scambio di energia nel foro d'ingresso, ma c'è scambio di energia anche nell'attraversamento del materiale che c'è umano, io non sono un medico, ma che c'è tra il foro d'ingresso e il foro d'uscita. Però quanto è grande questa deviazione? Balisticamente parlando, questa deviazione è trascurabile rispetto alla direzione rettilinea della traiettoria. Perché? Perché l'effetto balistico determinato a ben 16 metri di distanza rispetto al bersaglio attinto era ancora energeticamente molto elevato per produrre quella deformazione sulla superficie attinta. E senta, è in grado eventualmente di misurare questo eventuale discostamento che lei ha definito trascurabile, cioè questa trascurabilità nell'eventuale cambiamento di traiettoria può essere suscettibile di un calcolo e di una misurazione oppure no? Guardi, i valori che sono noti in letteratura internazionale, perché c'è letteratura a riguardo per calibri di questo tipo, non fanno espressamente, sono per lo più lavori di patologia forense sostanzialmente, di balistica, però non attribuiscono significative deviazioni per la perforazione di ossa parietali, ecco. Può citare la fonte cortesemente, al di là della letteratura internazionale, una fonte specifica, così possiamo anche vedere, valutare e verificare? Ma guardi, basta che prende già il Di Maio come... Di Maio? Sì. Senta, un'altra cosa, lei ha parlato nella ricostruzione della traiettoria e dell'angolo, insomma, all'interno del quale poi si andranno ad inserire ulteriori considerazioni, del fatto che la gora, essenzialmente, quindi quella macchia di sangue rinvenuta all'altezza della prima striscia pedonale su via Bartoloni, è stata da lei intesa come luogo fisico ove sostanzialmente si trovava il soggetto nel momento in cui è stato attinto dal colpo, è corretto? Sì. Ma la gora è rappresentativa esclusivamente del gocciolamento, è corretto quello che dico? No. E di cosa è? Allora, mi spieghi di cosa? No, del gocciolamento della testa, quello statico, di una macchematica che... No, il gocciolamento secondo la DPA è una terminologia ben precisa e è un meccanismo completamente distinto dalla formazione della pozza di sangue e non della gora. Spiegare la differenza? Certo, allora, nella formazione del gocciolamento, sia il gocciolamento sia la formazione della pozza di sangue rientrano nella categoria primaria delle tracce ematiche passive, perché sostanzialmente intervengono soltanto queste due forze, cioè la forza di gravità e la tensione superficiale del fluido. Nel caso della formazione della pozza di sangue presuppone che la sorgente sia statica rispetto alla formazione della pozza stessa, perché deve consentire la sorgente del dilagare del sangue tutto quanto attorno. Quindi sostanzialmente presuppone non presuppone gocciolamento, presuppone proprio riversamento di sangue sulla superficie e dilagare per effetto passivo di fuoriuscita del sangue delle ferite, tutto quanto qui. Quindi diciamo che, proprio prendendo quella che è stata la sua espressione, la gora sarebbe la traccia ematica passiva, è giusto? Confermo, la pozza non la gora. Quindi riconducibile al posizionamento della testa, è corretto? Confermo. Perfetto. Lei ha fatto riferimento alla circostanza che la povera vittima si sarebbe accasciata.
È giusto? È ragionevole supporre che dopo un colpo simile si sia accasciato al suolo. Perfetto. Io nella foto della sua relazione a pagina 13, quella a cui ha fatto riferimento lei per dirci che è stata inquinata la scena successivamente. Sì. Noto che c'è la posizione di quella pozza, così siamo più precisi, ematica statica che lei ha ricostruito, ma vedo che il soggetto non risulta accasciato. Il soggetto è a gambe distese e le sto chiedendo questo: cosa impedisce che sia stato colpito in prossimità, ovviamente in posizione ortostatica, poi ne ragioneremo, dove sono i piedi, e se questo eventualmente potesse incidere con la traiettoria da lei individuata? Allora, il posizionamento della pozza di sangue ci dà un'idea, come ho detto prima, indicativa di dove si collocava la vittima. Nessuno ha la pretesa di descrivere il movimento del corpo dall'istante in cui è stato attinto nel momento in cui si è accasciato al suolo. Io ho adoperato questo termine perché immagino che una persona colpita si accasci al suolo. Poi Prego, scusi, stavo chiarendo la voce, prego. Prego, cerco di spiegare il concetto e anche i termini, perché il luogo di ritrovamento della pozza di sangue, che coincide con il punto in cui si è adagiata la testa sul manto stradale e da cui è fuoriuscito il sangue, è indicativo del posizionamento della vittima in quel tratto di strada. Non dobbiamo andare a cercare la vittima in altri punti del tratto stradale. Io prima nella mia deposizione ho indicato che sì, non è che ha la precisione del centimetro, sarebbe una presunzione, non ha nessun fondamento scientifico dir questo, però con buona pace ho parlato di un più o meno mezzo metro rispetto a come poteva posizionarsi la vittima. Ora, come la vittima si accasci o perde sensi, se questa può essere un'espressione più chiara, e poi cada a terra, questo veramente è complicato da descrivere. Non so nemmeno se scientificamente possa essere fattibile o se sia il frutto veramente di un'elaborazione del tutto personale, però il dato di fatto è che la pozza di sangue riflette la posizione della testa della vittima, e il dato di fatto è che la vittima dopo un colpo alla testa simile non ha percorso dei metri. Era proprio questa la domanda, quindi la pozza di sangue dà la posizione della testa della vittima dopo che è caduta a terra, non della vittima quando viene attinta dal colpo. Sì, ma non stiamo parlando di distanze siderali. Stiamo parlando di distanze dell'ordine del metro, non di più. Non sono siderali, però se io le dico che potrebbe essere una distanza, ad esempio, prendendo proprio quella pozza, a epicentro, o comunque al luogo certo della stasi del capo della vittima sul marciapiede, potremmo, disegnare una circonferenza di 1,81 m, l'altezza della povera vittima, per poi poterlo in buona sostanza collocare in ciascuno dei punti della circonferenza, o no? Ma forse 1,81 m no, nel senso non perché era alta, collocata rispetto a 1,81 m rispetto ai piedi, perché comunque in questa fotografia vediamo che i piedi sono, le gambe sono distese dalla parte dove il marciapiede si abbassa rispetto all'asfalto per favorire l'attraversamento pedonale. Quindi io ritengo che il punto attorno a cui è verosimile ipotizzare la vittima in posizione ortostatica rispetto alla pozza, stiamo parlando secondo me dell'ordine di 1 metro, non di più, non è che deve essere considerata per tutta la lunghezza del corpo. Senta, mi spiega per quale ragione, perché non ho ben compreso, quindi le gambe sarebbero distese perché lì il marciapiede è leggermente in discesa? Ho capito bene? No, ho capito male, infatti. Sì, perché è quello che osservo da questa fotografia. Da questa fotografia scattata si vedono le gambe della vittima che sono distese, intanto la vittima è tutta sull'asfalto e non è sul marciapiede.
è completamente sull'asfalto. E questa vittima, diciamo, le gambe sono distese verso il triangolo dell'asfalto che si forma dall'incrocio tra le due zebrature, come è descritto, meglio visibile nella fotografia a pagina 13 della nostra relazione tecnica. Ecco, se sempre rispetto a questa fotografia si dovesse ipotizzare una sorta di traslazione del soggetto sdraiato in terra, posto in posizione verticale e dunque ortostatica, potremmo immaginare, o comunque è compatibile con la sua relazione, che fosse quello il punto in cui il soggetto è stato attinto, per poi accasciarsi, come dire, probabilmente sdraiarsi a terra e lasciare quella pozza che lei appunto definisce traccia ematica passiva. È corretto quello che dico? Confesso di non aver capito la domanda. E la rifaccio, guardi, se vede il soggetto lascia sull'asfalto questa traccia ematica passiva. Sì. Ecco, la traccia ematica passiva è il punto dove dobbiamo ritenere poggiata la testa. Confermo. Siccome i piedi sono a una distanza di 1,81 m, ovviamente, dalle scarpe, tra la distanza tra le scarpe e la testa, io le sto chiedendo, se noi con una operazione, diciamo, di natura tecnica, portassimo il soggetto in piedi, dove sono i piedi, sarebbe compatibile questa posizione con la pozza di sangue? Ah, adesso ho capito, sì, sarebbe compatibile. Quindi l'eventuale spostamento di un soggetto di circa 2 metri sul piano stradale dal posto dove c'è questa pozza ematica statica e il luogo dove in teoria si sarebbe trovato in posizione ortostatica, avrebbe o non avrebbe delle conseguenze in ordine a quello che è stato il punto da lei indicato come punto dove si trovava lo sparatore? No, perché come indicato non significativamente, perché come indicato nel grafico a pagina, noi infatti avevamo contemplato questa possibilità dovuta all'incertezza, diciamo ragionevole però, entro cui poteva trovarsi la vittima in posizione ortostatica. Come le dicevo prima, non dobbiamo aspettarci grandissime distanze rispetto alla pozza, secondo me ragionevolmente siamo sull'ordine del metro rispetto alla distanza, ma considerare sì, però sostanzialmente se anche uno ha l'incertezza di 1 metro a destra o a sinistra, faccio un'ipotesi, rispetto alla pozza, perché poteva stare anche con le gambe, diciamo, dall'altra parte, come vede noi abbiamo indicato a pagina 15 un cono di apertura rispetto alla pozza, non una linea retta. All'interno di quel cono ricadono tutte le possibili traiettorie che sono compatibili con questa direzione dal basso verso l'alto e che sono compatibili anche con foro d'ingresso e foro d'uscita. Ecco, e allora io le dico però, le faccio un'altra domanda, se invece questo cono, quindi se non fosse stato calcolato nell'ordine del metro, ma fosse stato calcolato nell'ordine dei 2 metri, ovvero l'altezza del soggetto attinto, questo cono amplierebbe la sua capacità oppure l'angolo verrebbe ridotto? No, perché la ampiezza del cono si riflette nello spostamento orizzontale dell'eventuale traiettoria, non nella inclinazione nel modello che abbiamo fatto, diciamo, dal basso verso l'alto, cioè tanto per intenderci nel grafico che è indicato a pagina 17. Allora io le rifaccio la domanda, ho capito perfettamente quello che lei dice in relazione all'angolo, ovvero alla profondità, cioè l'inclinazione del capo, il punto di infissione e l'altezza dello sparatore messi all'interno di determinati parametri offrono la profondità, quindi la distanza tra lo sparatore e l'infissione del punto C. Siamo tutti d'accordo? Io le sto facendo una domanda diversa, non le sto parlando di profondità, ma di larghezza, perché anche questo è utile, perché poi, come dire, a lei non lo devo dire perché già ha capito per quale motivo è utile, io le sto chiedendo una cosa diversa, non la profondità, quindi tutto quel ragionamento estremamente articolato ed apprezzabile che ha fatto, le sto dicendo, se noi invece di valutare la distanza tra la pozza ematica statica e il punto ove il soggetto è stato attinto,
la valutiamo non in 1 metro come la valuta lei, ma dicendo dovrebbe essere più o meno 1 metro, mi corregga se sbaglio, ma la valutiamo invece prendendo per esempio un parametro un po' più certo, più misurabile, ovvero l'altezza della povera vittima, questo cono cambia o non cambia? Diventa più largo. E se diventa più largo c'è la possibilità che ad esempio rispetto al piano stradale, non sto parlando di profondità, ma di larghezza, si possa calcolare una posizione dello sparatore diversa sotto il profilo, diciamo, della larghezza sul piano stradale? Sì o no? Allora, no, non confondiamo. Sul piano stradale lo sparatore non può esserci, perché è matematico questo, perché abbiamo la pozza che si trova alla fine sull'asfalto, quindi sul piano stradale, e sostanzialmente alla fine della zona zebrata, e poi abbiamo il punto C, quindi lo sparatore assolutamente non può stare sul piano stradale, perché sarebbe oltre ho sbagliato. No. Faccia terminare. Il piano del marciapiede, sul piano del marciapiede. Prego, poi gliela rifaccio. Mi sono mal espresso, era per risparmiarle una spiegazione che risulterà superflua, però faccia, immagini, guardi tutto, prego. Allora, questa posizione dello sparatore invece si riflette sul marciapiede. Volevo mi ero permesso proprio di dire questo, vede, mi sono sbagliato, le stavo dicendo, l'eventuale ampliamento del cono incide o non incide sul posizionamento dello sparatore sul marciapiede, da destra a sinistra, indipendentemente dalla profondità, già ne abbiamo parlato, e quindi dalla distanza, incide o non incide? Certo che incide, ma la posizione... Ma bisogna essere seri, nel senso che incide sì, bisogna vedere quanto, perché voglio dire, bisogna anche quantificare questo spazio. La larghezza del marciapiede è quella, cioè tanto per essere pratici, stiamo parlando di circa 2 metri di larghezza del marciapiede, forse qualcosa di più, quindi noi infatti nella nostra modellizzazione non abbiamo la pretesa di stabilire quanto fosse a destra o sinistra sul marciapiede. Il grafico a pagina 15 ben dimostra questo, perché come vedete noi collochiamo quella pozza azzurra, io spero che ce l'abbiate a colori, la Corte abbia. Ecco, se andate a pagina 15 della nostra relazione potrete osservare la pozza di sangue che è schematizzata attraverso l'ovale azzurro, e per onestà intellettuale rispetto a quella pozza azzurra noi individuiamo una retta che si colloca a destra e a sinistra, individuando un margine, cioè un settore rispetto a quella pozza, proprio per l'indeterminazione che diceva l'avvocato, cioè nessuno di noi ha la pretesa di dire esattamente la vittima si trovava sopra la pozza di sangue, però ragionevolmente non poteva stare a 3 metri dalla pozza di sangue, dico dei numeri tanto per quantificare, perché è importante quantificare. Quindi nel ricostruire all'incontrario la traiettoria, lo sparatore non poteva che stare sul marciapiede. Il marciapiede come si chiamava quella via Monsen, quindi non poteva che stare su a che distanza? Questo è il parametro che emerge più preciso, la distanza rispetto alla sorgente, perché questa distanza emerge da una triangolazione che è ben precisa, perché la triangolazione è determinata dal segno di impatto C, dalla pozza di sangue e dall'altezza, mi ripeto ancora una volta, e quindi dall'altezza massima stimata del 1,81 m del foro d'uscita sul capo della vittima. Quindi quella che è la posizione della vittima più o meno in avanti sul marciapiede, che noi stimiamo ragionevolmente debba essere tra i 0,80 e i 2,3 metri, è chiaramente molto più precisa rispetto alla posizione destra-sinistra rispetto al marciapiede, ma dico io, questo marciapiede quanto è largo? Non è che è largo 10 metri, stiamo parlando di un marciapiede che a tutt'oggi è verificabile, possiamo andare lì e misurarlo, cioè non è che abbiamo... Non l'avete misurato in sede di rilievi?
Noi in sede di rilievi non abbiamo dato importanza alla larghezza del marciapiede perché per noi era il settore di tiro, per noi dovevamo misurare la quota che abbiamo, e poi forse dal fascicolo dei rilievi tecnici è desumibile questa, però ripeto, sta lì in qualsiasi momento, ma non è rilevante la larghezza del marciapiede. Allora io le faccio un'ultima domanda perché poi sul piano tecnico rischio di essere inadeguato. Lei parlava proprio di settore di tiro, quindi il settore di tiro cambia o non cambia se io allargo l'angolo e quindi, come dire, colloco lo sparatore o più a ridosso del muro o al limite del marciapiede o addirittura 1,5 metri alla strada? Il settore di tiro, che è questo cono, il settore di tiro cambia o non cambia? Il settore di tiro cambia in funzione della larghezza del cono ipotizzato. Siamo perfettamente d'accordo. Anzi, me la può ripetere perché lei è veramente, lo riconosco, è eccellente dal punto di vista tecnico. Cosa succede al settore di tiro? Lo può ripetere al microfono? Il settore di tiro, inteso come larghezza del cono sul marciapiede, è funzione di quanto si ipotizza la vittima distante rispetto alla puzza di sangue, immaginata nell'istante in cui è stata attinta, perché chiaramente la puzza di sangue è successiva, quindi nell'istante in cui è stata attinta rispetto alla puzza di sangue possiamo immaginarla o a destra o a sinistra, ma era sul piano stradale questa persona, non sul marciapiede. Lo sparatore invece necessariamente si colloca sul marciapiede, perché deve essere dalla parte opposta rispetto allo sparato, e questo è matematico. Quanto più o meno a destra sul marciapiede, ha ragione l'avvocato, perché sostanzialmente dipende dall'ampiezza dell'apertura del cono, ma nessuno ha questa presunzione di dire stava più accostato al muretto o meno. Sfido con quale fondamento scientifico possa essere così individuata, ma la distanza invece rispetto alla persona sparata, questo sì, perché invece scaturisce dalle considerazioni di triangolazione che abbiamo appena detto. Sì. Scusa avvocato se mi inserisco, per completezza sul suo dato, proprio rispetto a questo che ha detto, vuole proprio a flash ridire come viene determinato il cono d'ombra, quali sono le coordinate, perché ci sono delle coordinate, cioè degli elementi che lei utilizza per... Sì, ho capito, l'ha detto, ma siccome l'avvocato ha insistito col fargli dire che lui ribadisse che dipende da quanto a largo stringe questo cono d'ombra, io vorrei che non è che il cono d'ombra si fa su dei parametri e secondo delle regole scientifiche, non è che si crea così, nel senso che io posso allargare, farlo di 2, di 3 o di 4 o di 5 metri. E questo, quindi volevo che ripassasse, perché sennò rimane monca. Allora, no, mettiamoci d'accordo nella terminologia. Io non ho parlato di cono d'ombra, io ho parlato di cono del settore di tiro. Il cono del settore di tiro. No, perché alla fine veramente non ci capiamo più. Sì. Allora, il cono del settore di tiro, almeno nella terminologia dobbiamo essere concordi. Il cono del settore di tiro è determinato secondo determinati criteri. Benissimo, il criterio fondamentale è quello del punto di vertice, che è C, cioè l'impatto sulla pub, tanto per intenderci, e la puzza di sangue, che è al confine, diciamo, è sull'asfalto, e però diciamo quasi al confine di dove il marciapiede è, nella parte rotondeggiante del marciapiede, perché questo marciapiede, come si vede, è stondato. Benissimo. Rispetto alla puzza di sangue, noi abbiamo stimato, così nel grafico, ora nella planimetria dovremmo rivederlo in scala, ma prima ho detto quest'ordine di grandezza, circa 1 metro da una parte a destra e 1 metro a sinistra, proprio perché nessuno ha la presunzione
di capire come fosse posizionata esattamente la vittima rispetto alla pozza di sangue che si è generata immediatamente dopo, quando è caduta al suolo. Quindi, nel considerare rispetto al centro della pozza, come si vede a pagina 15, 1 metro a destra, 1 metro a sinistra, ne consegue l'apertura di questo cono del settore di tiro che si proietta sul marciapiede. Ecco, proprio sulla domanda del giudice relatore, perché ha fatto una valutazione, come dire, di stima generale, 1 metro a destra, 1 metro a sinistra, e non a mero titolo d'esempio, come le dicevo prima, e proprio, diciamo, prendendo spunto da questa foto che è a pagina 13 della sua relazione? Se noi immaginiamo questo ragazzo in piedi, e lo prendiamo, diciamo, ovviamente dal posto è a gambe distese, dove poggiano i piedi e non la pozza statica, e lo alziamo in piedi. In piedi sull'asfalto. In piedi sull'asfalto, in attesa purtroppo di una sventurata caduta e della formazione di questa pozza passiva. A quel punto la distanza è 1 metro, quello che lei ha calcolato, come dire, per tenere un margine, o è l'altezza del soggetto, quindi quasi 2 metri? E questo eventualmente lo aumenta o non lo aumenta il settore di tiro? Allora, la stima da me fornita rispetto alla pozza di sangue di più o meno 1 metro a testa, ripeto, è da dover verificare questa cosa nel grafico in planimetria che noi abbiamo fatto, è una stima fornita, lo ripeto ancora una volta, dalla incertezza della posizione della vittima in posizione ortostatica, perché non c'è nessuna pretesa scientifica di ritenere che questa fotografia mostrata a pagina 13 rifletta, cioè ci faccia dire che effettivamente la vittima doveva essere, guardando questa fotografia, a destra, tanto per intenderci, rispetto alla pozza di sangue. Questa fotografia potrebbe ritrarre un istante in cui la ragazza che soccorre la vittima ha spostato pure la vittima, magari nell'attività di soccorso. Noi vediamo la vittima sdraiata a terra con le spalle rivolte diciamo a contatto con l'asfalto. La nostra stima è determinata dallo svincolarci di queste condizioni, di formulare delle ipotesi che siano ragionevoli rispetto alla collocazione della pozza di sangue, perché quello è il dato, quello è l'elemento certo, scientifico, che noi abbiamo. Due precisazioni. La prima, probabilmente io sono stato inappropriato nel sostantivo, spero non nella semantica, ma sicuramente nel sostantivo. Le avevo chiesto inizialmente, lei mi disse, ma io non l'ho capita questa domanda, le stavo chiedendo proprio questo, cioè se noi abbiamo un dato scientifico vero, è la famosa traccia ematica passiva, giusto? Perché lì sicuramente è un'evidenza. E siamo d'accordo, guardi, su questo siamo perfettamente d'accordo, perché lì si è posato il capo, è chiaro? Siamo d'accordo? Sono stato io che l'ho detto. Appunto.